Alberghi. Rieccoci nuovamente in studio per questa edizione straordinaria. Prima di collegarci con il sindaco di Cavallino Treporti volevo proporre, l'avevamo anticipato, la situazione insomma nella zona delle terme. Il ritorno dei turisti stranieri potrebbe portare sicuramente, ne avevamo anche parlato ieri, una boccata di ossigeno al comparto termale, ma tra Abano e Montegrotto sono stati persi centinaia di posti di lavoro. Il bilancio di Federalberghi Terme, sentiamolo. Nel turismo quello che si perde non si può più rifare. Una camera non venduta oggi non si vende 2 volte domani e non possiamo fare magazzini. Pertanto i posti di lavoro che in questi 4 mesi, ormai ci metto dentro anche il mese di giugno, erano dedicati soprattutto al lavoro a tempo determinato, perché in questo periodo c'è un maggior afflusso di clientela, questi sono stati persi. Si può, diciamo così, annoverare come numero almeno non meno di 700-800 posti di lavoro che nel bacino termale uganeo sono stati persi. Il bilancio di Federalberghi Terme purtroppo non è roseo. Le prime settimane di aperture degli alberghi di certo non bastano a ripianare il buco provocato dall'emergenza sanitaria che ha annullato completamente la stagione primaverile, che è la principale fonte di guadagno per il comparto termale. Il bacino di Abano e Montegrotto ai piedi dei Colli Euganei è uno dei più importanti d'Italia, ma sono molti gli albergatori che hanno scelto di far slittare la riapertura dei loro hotel. Molti alberghi che avevano già previsto di aprire hanno prolungato la chiusura per 2 motivi. Primo, perché effettivamente le prenotazioni sono piuttosto scarse, e in secondo luogo perché effettivamente non è stato scritto da nessuna parte che l'albergatore non è responsabile se un dipendente o un cliente si ammala di Covid. Tanti costi da sostenere per la formazione del personale, la riduzione dei posti per garantire il distanziamento sociale e così, visto che le prenotazioni erano scarse, alcuni alberghi sono rimasti chiusi. La speranza dopo la riapertura dei confini nazionali e la ripresa dei clienti stranieri, per lo più tedeschi e svizzeri. Sicuramente le nostre aziende, parlo in generale, fanno una bella figura perché tutti coloro che si sono dedicati a una apertura della propria attività effettivamente si sono attrezzati e sono abbastanza puntigliosi nell'osservare le regole che ci sono state date. Dunque questa insomma la situazione nelle zone delle terme. Noi se è già ecco, la vedo già nello schermo, il sindaco Roberta Nessos, il sindaco di Cavallino Treporti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque sindaco, insomma è tornato, c'è il bel tempo, un po' sì un po' no, però insomma ci sono state giornate di sole, abbiamo visto insomma le spiagge davvero prese d'assalto non solo dai turisti insomma locali, ma abbiamo sentito anche insomma i primi turisti parlare in tedesco. Assolutamente di buon auspicio, ovviamente adesso confidiamo che continui ad esserci il bel tempo e che noi siamo pronti. La nostra spiaggia è una spiaggia molto larga, molto vasta, in cui tutte le persone possono stare in sicurezza, quindi noi confidiamo che questo valore aggiunto che la Costa Veneta, ma Cavallino Treporti anche in particolare, venga apprezzata per la bellezza naturale ma anche per la sicurezza. I nostri operatori sono tutti molto attenti al rispetto delle regole che sono state fissate dalle varie normative della Regione Veneto e quindi noi confidiamo veramente che la stagione parta e ovviamente nel bel tempo. Ecco, vi aspettavate un assalto così delle spiagge? Insomma, poco tempo fa si parlava proprio di spiagge deserte, invece con il primo sole veramente abbiamo visto le lunghe code anche sulle strade, cosa che non vedevamo veramente da tantissimo. Allora, guardi, io in realtà me l'aspettavo perché le vacanze, la gita fuori porta, dopo tutto il periodo di chiusura, è fondamentale come il pane, perché i ragazzi sono stati chiusi in casa, i nostri studenti, i nostri bambini, ma anche noi adulti avevamo bisogno di un po' di evasione e soprattutto della gita fuori porta della famiglia. Quindi il valore aggiunto per le nostre località è proprio quello di essere a dimensione di famiglia. Quindi io ero assolutamente sicura che i bisogni della gente erano chiari.
e quindi che ci sarebbe stata una risposta. Poi ovviamente la grande sfida era quella di riuscire ad avere la normativa che consentisse la riapertura delle strutture, e ovviamente l'ultima e non meno importante sfida era per gli operatori. Non è stato semplice. Noi dobbiamo essere orgogliosi delle nostre imprese, orgogliosi dei nostri lavoratori, perché di una situazione difficilissima hanno dato una risposta ottimale. Per cui dobbiamo essere chiari che oggi, se noi riusciamo ad andare in spiaggia e nelle varie strutture in sicurezza, lo dobbiamo perché ci sono state tante imprese, tanti lavoratori che sono stati veramente davvero molto bravi. Ecco, ormai le frontiere insomma sono aperte, possono venire tranquillamente, anche se appunto l'avevamo detto insomma già nei giorni scorsi qualche straniero già faceva capolino a Jesolo, a Cavallino Tre Porti, insomma una situazione insomma adesso che sta tornando un po' alla normalità. E come prenotazioni avete, insomma, come numeri, come prenotazioni ci sono adesso? Allora, ci fa tutto ben sperare, perché ovviamente le prenotazioni, ci sono state delle disdette, ma ci sono state anche delle riconferme e ci sono delle ulteriori prenotazioni. Quindi ci fa, come dire, ben sperare, soprattutto perché la normativa è stata applicata in maniera seria, corretta, e quindi credo che poi i risultati arriveranno. Ovviamente sarà una stagione molto difficile, sarà una stagione in cui i risultati, per quanto positivi, non saranno sicuramente in linea con quelli delle stagioni scorse. La nostra preoccupazione, infatti, per l'autunno continua ad esserci, tanto è che noi ci continuiamo a preparare per l'autunno, perché ovviamente ci saranno delle altre difficoltà. Ovviamente io spero e confido che non ci sarà nessuna emergenza sanitaria, ma quella economica assolutamente. Quindi lavoriamo in maniera seria, sicuramente ci saranno degli ottimi risultati, ma ovviamente parametrati ad una stagione difficile, ma dobbiamo già cominciare a prepararci a come poter affrontare nel migliore dei modi l'autunno, perché non sarà facile. Senta, noi abbiamo sentito anche i sindaci insomma, delle zone termali, ci dicevano non solo tedeschi e austriaci, ma cominciano ad arrivare anche svizzeri e francesi, anche lì da voi? Per noi è ancora un po' presto, diciamo che già il fatto che ci siano degli ospiti che parlino lingua tedesca ci va bene, è già tanto, ma per noi la stagione sta per partire, è ancora un po' prestino, speriamo e confidiamo. Ecco, camping, tutti pronti, sono partiti, c'è ancora qualcuno che è rimasto un po' indietro oppure insomma la situazione è diciamo buona per tutti? Allora, l'amarezza c'è perché non tutte le strutture hanno aperto. Qualche struttura, per fortuna molto poche, non hanno aperto e quindi questa è un'amarezza molto importante. Francamente la trovo una scelta che non condivido e di conseguenza, ripeto, sono molto amareggiata. Ma gran parte delle strutture hanno aperto, gli imprenditori hanno dimostrato di voler fare impresa e del valore sociale dell'impresa, quindi veramente una grande soddisfazione per questo. Ovviamente qui la preoccupazione va ai tanti lavoratori stagionali che oggi confidano di trovare il proprio posto di lavoro. Diciamo che complessivamente quindi siamo abbastanza contenti. Ecco, sì, Sindaco, come mai alcune strutture, nonostante insomma l'arrivo dei turisti, hanno deciso invece di non aprire, almeno per il momento, insomma, troppo difficile per le linee guida, la preoccupazione che non arrivassero poi realmente i turisti? Allora, io ritengo che ci sia stato un mix di varie concause. Ovviamente mi permetto anche di dire che non condivido e non approvo questa scelta, perché fare impresa oggi sicuramente è difficile, però c'è un grande valore sociale, c'è una responsabilità nei confronti dei lavoratori, c'è una effettiva necessità oggi di dare risposta a un intero territorio e di conseguenza non credo che ci sia giustificazione sufficiente, anche perché le linee guida oggi ci sono e tutto sommato tutte le altre imprese hanno dimostrato che sono assolutamente affrontabili, che si può aprire un'impresa in tutta sicurezza. Perciò non condivido chi ha fatto la scelta di non aprire. Sindaco, quante più o meno strutture nel suo territorio hanno deciso di non aprire?
Pochissime. In termini percentuali stiamo sotto al 5%, quindi decisamente una grande scelta da parte di grandi imprenditori di aprire, di applicare le norme anche a rischio appunto di avere grosse perdite. Però almeno nel frattempo i lavoratori lavorano, al turista si dà una risposta, si riesce sicuramente ad esserci e a rappresentare quello che Cavallino Treporti è, cioè è una realtà economica importante che non deve lasciarsi abbattere da una situazione di difficoltà. Le difficoltà vanno affrontate e ovviamente si deve mantenere il servizio, perché l'ospite ci chiede questo e io credo che chi ha aperto avrà soddisfazioni. Ecco, Sindaco, un'altra domanda. Lei parlava appunto dei lavoratori stagionali, abbiamo sentito che purtroppo sono tantissimi i lavoratori abituati insomma ad arrivare nelle zone balneari, purtroppo che quest'anno non troveranno insomma lavoro, perché ovviamente è ridotta l'attività e ovviamente non tutte le strutture hanno potuto insomma assumere personale stagionale come gli altri anni. Io mi auguro, ed è quello a cui mi riferivo prima, che ci sia un intervento veramente importante da parte dello Stato. Siamo in una emergenza economica senza pari, senza nessun tipo di paragone. Quindi abbiamo assolutamente bisogno che ci sia un intervento statale importante per i lavoratori stagionali e per le imprese. E quindi se di guerra si è parlato in passato, io lo ribadisco, in autunno ce ne accorgeremo e bisogna assolutamente che gli enti, le istituzioni siano pronte ad affrontare questo tema che ovviamente preoccupa tutti noi. Quindi assolutamente i lavoratori stagionali e imprese dovranno essere nei pensieri delle istituzioni in maniera veramente concreta. Sindaco, un'ultima domanda. Abbiamo ricevuto un po' di segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati perché ovviamente quando è arrivata sono arrivate tutti questi turisti, tutte queste persone al mare, insomma ovviamente c'è stata anche un po' di assembramento, quindi la gente era preoccupata, ovviamente mascherina ovviamente non c'era in spiaggia e quindi insomma dicevano ma la preoccupazione insomma di trovarsi magari in una situazione sicuramente più difficile. Beh, la preoccupazione ci sta e devo dire che anche a volte è doverosa, cioè se noi ci preoccupiamo vuol dire che applichiamo le norme, applichiamo le regole, quindi continuare a essere rigorosi è fondamentale. Quindi lavarsi le mani, tenere il distanziamento sociale, la distanza di sicurezza, eccetera. Quindi va bene un po' di preoccupazione. Ovviamente mi sento anche di dire che la spiaggia di Cavallino e le nostre strutture sono talmente con spazi talmente larghi che quindi basta stare distanti dalla gente. Io credo che non andrei mai in spiaggia a mettermi con l'asciugamano a fianco ad una persona che non conosco e a toccarla magari, ma almeno di 1 metro. Io credo che già l'anno scorso, quando andavo in spiaggia, io vedevo che le persone stavano a 2-3 metri, se non di più. A Cavallino Treporti ci sono gli spazi, stiamo distanti. Quando siamo distanti, ovviamente già abbiamo fatto una grande attività per la nostra sicurezza e per la sicurezza altrui. Grazie Sindaco, si è anche bloccato il collegamento. Quindi io credo... Eccoci qua. Siamo tornati qua. Il buonsenso vada applicato in tutte le situazioni e questo ci salva da tanti problemi. Grazie Sindaco, grazie. Grazie a voi. Grazie davvero. A voi. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie. Dunque, torniamo per un momento a Padova e a Vo, che ricordiamo era il primo cluster. A Vo purtroppo torniamo a parlare di coronavirus perché il paese piange la 4ª vittima della malattia. Sentiamo. Il primo nel pomeriggio del 21 febbraio, quando il Veneto piombò nell'incubo Covid-19, è stato Adriano Trevisan. Vo, il paese dei Colli Euganei, terra del vino e della trachite, piange ora una 4ª vittima, una donna di 50 anni che non ce l'ha fatta a sopravvivere a lunghi mesi di lotta contro un male che l'aveva colpita.
La donna, il coronavirus era riuscita in realtà a vincerlo, tanto da essersi negativizzata ai primi di giugno. Il suo fisico, già debilitato però, non ce l'ha fatta. La donna si è spenta nell'ospedale di Schiavonia 2 giorni dopo che Sant'Antonio era arrivato proprio a 2 passi dalla sua stanza per benedire lei e tutti i ricoverati. Avete dunque sentito purtroppo 4ª vittima a Vo, ed ora invece parliamo, ci spostiamo invece perché ieri l'europarlamentare del PD Alessandra Moretti ha parlato del MES nella nostra trasmissione con Avarino, la trasmissione Ring. Sentiamo quindi le parole dell'europarlamentare. Ho risposto sì o no, quindi soltanto lei dall'Europa, così facciamo arrabbiare ancora Candura. Per il MES, che oggi il Premier ha ribadito non ci serve, cosa dice, sì o no? Ma non voglio far arrabbiare ovviamente Candura, dico semplicemente che è da idioti, uso una parola forte, fortissima, non utilizzare anche in parte delle risorse che utilizzerà la Francia, la Spagna, il Portogallo e il Belgio, l'hanno già dichiarato, per sistemare una sanità, quella italiana, che in 10 anni ha subito 36 miliardi di tagli. Chiarissimo. Candura? Beh, allora, innanzitutto ringrazio l'onorevole Moretti per la sincerità di fronte anche a tanti italiani collegati, tanti cittadini veneti collegati. Punto primo, quota 100 non è un sussidio, è gente che ha lavorato per decenni. Se poi lei considera tutti i pensionati dei percettori di sussidio, è bene che lo sappiano, insomma, ecco. Per me sono persone che si sono guadagnate. Attenzione, lei ha usato anche le parole forti, non me le faccia usare e non mi interrompa. Punto primo. Sì, ma lei non mi deve mettere in bocca delle cose che non ho detto, mi scusi, Si ascolti la registrazione. Il MES. Ma smettetela con questa roba delle registrazioni. Io ho detto che voi avete mandato in pensione prima degli uomini impiegati del pubblico impiego con un reddito certo e una pensione sicura, e avete lasciato a casa le donne, come sempre le donne, e i giovani. Questo ho detto. Il problema principale del MES sono le condizionalità. So che lei è molto contenta perché l'ho capito dal suo intervento, è contenta del fatto che l'Europa controlli l'economia italiana e come vengono fatte le riforme, ma noi no. Guardi, per fortuna che c'è l'Europa, perché sennò qua andremo a carte 48. Ha ingerenze straniere nel nostro vivere quotidiano. Dunque avete sentito nella nostra trasmissione Ring le parole non solo dell'europarlamentare Moretti. E ora volevo parlare della scuola. Sapete appunto che ancora non si conoscono bene le linee guida per il rientro degli studenti. Domani intanto l'avvio della maturità, questa maturità che sarà sicuramente diversa rispetto ovviamente agli altri anni, una maturità, ci diceva anche ieri la preside del liceo Canova, una maturità diversa con solo gli orali. Partono domani, dovrebbero terminare più o meno nei primi giorni di luglio. Ovviamente la preoccupazione di molte scuole, di molti istituti, di molti licei è proprio per il rientro a scuola degli studenti. Non si capisce come avverrà, che cosa cambierà, come si potranno organizzare le scuole con il rientro, e c'è anche la questione delle elezioni che ovviamente dovrebbero esserci proprio nel momento quando gli studenti vanno a scuola. Arturo Lorenzoni, che è candidato per la presidenza della regione per il centro-sinistra, oggi appunto ha pubblicato sul suo sito queste dichiarazioni. Dice: non chiudiamo le scuole per le elezioni, usiamo tutti gli spazi possibili, circoscrizioni, case di quartiere, palazzetti e parrocchie. Dice
dice possiamo cominciare fin da subito a coinvolgere gli amministratori dei nostri comuni e i prefetti per trovare luoghi alternativi alle scuole dove votare. Ci coinvolgiamo i comitati di quartiere, le parrocchie e le società sportive, non facciamo scontare, dice, il diritto allo studio con il diritto al voto. La scuola ha già sofferto abbastanza, ricordiamo ormai, insomma, lo sapete, gli studenti hanno terminato la scuola con l'inizio praticamente del lockdown, e quindi insomma si ritrovano gli studenti che finiscono quest'anno, si ritrovano domani per gli ultimi giorni, l'ultimo esame della maturità. Da settembre si dovrebbe ricominciare, ricordiamo appunto, non abbiamo ancora le linee guida, ieri presidi molto preoccupati per capire se ci sarà la turnazione degli studenti nelle classi oppure no. La votazione sarebbe insomma un'ulteriore sospensione delle lezioni degli studenti che insomma già, lo hanno detto tutti, hanno già patito molto insomma la sospensione delle lezioni. Ieri abbiamo sentito invece le parole davvero preoccupanti del dottor Vianello durante la conferenza stampa di Zaia, che dice: per un attimo, dice, ho avuto paura che potesse essere una strage e che in Veneto il coronavirus assumesse le proporzioni della Lombardia. Dice, dall'unità punto di crisi di Marghera, lo pneumologo Andrea Vianello dell'azienda ospedaliera di Padova racconta come il modello Veneto ha saputo ridurre contagi e decessi. Sentiamo le sue parole. Io veramente mi sono fatto l'idea che poteva essere una strage che con il concorso di tutti è stata evitata. Ripercorrendo le vicende degli ultimi mesi non nasconde i momenti difficili vissuti durante l'emergenza Covid-19. Il dottor Andrea Vianello, pneumologo, membro del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, nonché direttore dell'unità operativa di fisiopatologia respiratoria all'azienda ospedaliera di Padova. Se non avessimo preso tutti, diciamo, i provvedimenti organizzativi che abbiamo preso, abbiamo rischiato che ci fosse un numero di morti estremamente superiore a quello che abbiamo avuto, ne sono convinto. Quanto superiore, se posso permettere? Guardi, come ho detto prima, a Padova ci sono stati 360 pazienti dimessi con Covid e 60 deceduti. Io penso, vedendo anche le esperienze di altri ospedali, che quel numero di pazienti potrebbe essere stato magari il doppio o il triplo dei decessi. L'emergenza è stata affrontata su 3 piani. Un piano tecnico, sfruttando tutti i dispositivi tecnologici disponibili per curare i pazienti fuori dalle terapie intensive, da riservare solo ai casi molto gravi. Un piano organizzativo, con molta flessibilità e integrazione tra reparti. E un piano umano, non isolando i pazienti dai familiari. Lei, per la sua professione, naturalmente deve mantenere freddezza e razionalità, ma c'è stato un momento in cui ha avuto paura personalmente? C'è stato solo un breve momento in cui ho avuto paura che la situazione sfuggisse di controllo e che ci trovassimo quindi a vivere delle circostanze simili a quelle che sono state vissute in Lombardia, ma è stato un periodo brevissimo, direi di qualche giorno. Quando? Vorrei dire verso metà marzo. Oggi la situazione è molto diversa, ma l'attività di questi mesi ha contribuito ad una crescita e presa di coscienza che rappresentano un patrimonio spendibile dovesse ancora manifestarsi un'emergenza simile. Ne abbiamo parlato anche ieri, avete visto insomma nel Veneto, siamo in attesa poi del bollettino regionale. In Veneto ieri un caso solo nel pomeriggio, invece 0 casi proprio ieri mattina, quindi insomma i contagi sono davvero ridotti al minimo, mentre il coronavirus in Lombardia, lo leggiamo anche nella Corriere della Sera, in Lombardia l'85% dei casi, dice, ma in qualche settimana traguardo 0 ricoveri. L'epidemiologo De Micheli: situazioni meno gravi, per avere numeri bassi nei contagi servirà però più tempo. Ovviamente lo ricordiamo, la Lombardia la regione più colpita. Dice: il grande sogno è arrivare a 0 contagio, almeno 0 pazienti ricoverati a causa del coronavirus. In Lombardia, la regione più colpita dall'epidemia di Covid-19, ieri si contavano 259 nuovi casi su 303 italiani, l'85%. I pazienti in ospedale sono 2018, altri
altri 94 in terapia intensiva, circa la metà del totale nazionale. Ma se sulla scomparsa definitiva del virus è difficile fare previsioni, i letti dei reparti lombardi continuano a liberarsi. Nel giro di qualche settimana, dicono, dovremmo arrivare a numeri molto bassi, lo spiega proprio De Micheli, epidemiologo della Task Force della Regione Lombardia e direttore sanitario dell'ATS di Milano. Dunque questa insomma la situazione in Lombardia. Mentre parliamo anche, ci riportiamo a Padova, dove si è fatta un po' la situazione anche allo IOV con lo screening sui dipendenti. I contagi sono ridotti, hanno detto, ma il monitoraggio non si ferma. L'Istituto Oncologico Veneto oltre 5.000 tamponi effettuati sul personale e sui pazienti. Il rischio, dicono, è sempre in agguato, non abbiamo ridotto la sorveglianza, ha spiegato proprio ieri il direttore generale. Sentiamolo. Tamponi sui pazienti, sia per chi deve affrontare le terapie giornaliere, sia per chi deve fare visite in ambulatorio e per chi deve sottoporsi ad interventi chirurgici. Scendono i numeri del contagio, ma l'Istituto Oncologico Veneto non si abbassa la guardia. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i 1.100 dipendenti dello IOV di Padova sono stati sottoposti a 5.084 tamponi e 3.159 test sierologici rapidi, per una media di 100-120 tamponi e 90 o massimo 100 test rapidi al giorno. Per quanto riguarda i pazienti chirurgici, lo IOV conta circa 400 tamponi eseguiti entro 48 ore prima del ricovero. In questo caso il paziente rimane in una stanza singola fino all'esito del test, mentre i pazienti sintomatici delle attività ambulatoriali vengono sottoposti a tampone al momento dell'accesso e poi mandati a casa in attesa dell'esito. Un discorso a parte va fatto per il paziente oncoematologico, perché è il paziente più fragile di tutti, e per questo tipo di paziente viene fatto sempre il pre-tampone, prima della terapia. Per gestire al meglio i pazienti sono stati pensati anche dei braccialetti di colore diverso che vengono consegnati al momento del triage e dividono le diverse tipologie di percorso all'interno dell'istituto oncologico. Ogni paziente entra in reparto con l'esito del tampone. Qualora per problematiche cliniche di urgenza, di non programmabilità ulteriore, questo non avvenisse, il paziente viene sempre gestito come se fosse un tampone positivo. Questo avviene sia nei reparti di degenza medica, sia per quel che riguarda le sale operatorie. Dunque l'abbiamo sentito anche oggi dalla nostra Ilaria Marchiori a Marghera, un calciatore del Venezia positivo al coronavirus. Gli allenamenti sono stati provvisoriamente sospesi, mentre martedì mattina sono arrivati i risultati di un altro ciclo di screening, confermato quindi un unico positivo, gli altri invece negativi. La società del Venezia Calcio ha comunicato lunedì sera che uno dei suoi giocatori è risultato positivo al tampone Covid-19, per questo l'intera squadra ha interrotto immediatamente gli allenamenti, compreso quello che era programmato per la stessa giornata, ed è stato posto a partire dal lunedì in isolamento fiduciario. Dopodiché è stato effettuato un nuovo ciclo di screening, il sesto in totale, per verificare se ci siano stati altri contagi. I risultati sono arrivati martedì e portano, almeno per ora, buone notizie. È confermata la positività di un unico calciatore che è asintomatico, mentre tutti gli altri test effettuati sui giocatori, staff tecnico e gruppo squadra hanno dato esito negativo. Sono sempre esiti che vanno presi, dice, con cautela. Ulteriori certezze e informazioni potranno arrivare dai prossimi giri di tamponi che saranno eseguiti mercoledì oppure giovedì. Dunque questa la situazione del Venezia Calcio. Si è parlato tanto di tamponi, c'era stata insomma qualche polemica, qualcuno diceva insomma i tamponi sono stati ridotti, se ne fanno meno. In realtà ieri a Treviso il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiane dice invece avanti tutta con i tamponi, e proprio lo slogan con cui il direttore generale
di fatto sintetizza il fatto che il monitoraggio del Covid non solo non cala ma anzi aumenta, e in autunno dice per contrastarne un eventuale ritorno saranno messe in campo nuove armi. Non so se la regia riesce a mandarci in onda, vedo già alle mie spalle la postazione del governatore Zaia ancora non c'è, quindi se riusciamo a mandare in onda questo servizio prima della conferenza stampa che dovrebbe arrivare nel giro di pochi minuti, quindi se la regia riesce a mandarla in onda, casomai poi diamo subito la linea ovviamente al presidente Zaia. Isolamento per il centrocampista del Calcio Padova, Nicolò Fazzi. Lo ha deciso la società biancoscudata a titolo precauzionale, perché il giocatore, che sabato si è sottoposto al tampone Covid e risultato negativo, ha comunicato di essere stato in contatto la sera stessa con una persona risultata poi positiva. Il giocatore, dopo l'allenamento... La parola subito al governatore, lo vediamo già seduto nella postazione, quindi la parola al governatore Zaia. Perfetto, bene. Beh, fondamentalmente siamo sempre puntuali. Intanto grazie. Oggi vedete non ci sono gli assessori perché sono in consiglio, gli assessori Lanzarin e Bottacin. C'è però l'assessore Pan che oggi farà un intervento per darvi tutte le misure. Penso che questa sia un'informazione che servirà e che è attesa dal mondo dell'agricoltura e della pesca rispetto agli interventi straordinari post-emergenziali per agricoltura e pesca, quindi i due blocchi. Passerei subito prima delle domande e poi all'assessore Pan, passerei al bollettino. Allora, per quanto riguarda il bollettino sono 826.715 tamponi, esattamente sono 9.713 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento sono 796, meno 51. Il numero di positivi 19.221. I ricoverati in area non critica, quindi i ricoverati sono 268, dei quali solo 36 sono pazienti Covid, quindi coronavirus, quindi 36 su 268. Terapie intensive ormai andiamo verso lo svuotamento totale, sono 12 pazienti, dei quali uno coronavirus. Vi ricordate che c'era la ripositivizzazione di un paziente? Ieri erano 0 ieri sera. Prego? Ieri sera, Presidente, 12, erano tutti negativi. Allora ce n'è uno che si è ripositivizzato, probabilmente un tampone. Totale di morti 1982, 4 in più, dei quali 1413 in ospedale. I dimessi 3.503, i nati sono 90. Detto questo, due considerazioni e poi passo a voi la parola, anzi ho anche un paio di disegni, anche perché li aumenterò adesso i disegni, visto che c'è qualcuno che ha detto che è offensivo far vedere i disegni dei bimbi nelle conferenze stampa, li aumenterò, tanto ne ho un container, non ho problemi. E le offese sono altre nella vita. E dicevo, dati, io non voglio inquietare nessuno, però ho l'obbligo di dire come stanno le cose. Oggi noi, me lo faceva notare anche l'assessore Bottacin, nel modello matematico notiamo che dall'apertura dei bar e ristoranti, quindi siamo 18 maggio, se vi ricordate, da quello che noi consideriamo la data, la deadline e quindi la fine del blocco vero del lockdown, vediamo che c'è sempre la curva in calo rispetto al numero di positivi, però una curva che ha meno pendenza, cioè vuol dire che stanno calando, ma con una
con una progressione inferiore a quello che la curva aveva prima. I fattori sono molti, non è che è riconducibile solo all'apertura totale, può essere riconducibile al fatto che stiamo raschiando nel fondo del barile, che magari sono delle situazioni che diciamo che sono spiegabili anche dal punto di vista clinico, però io ho l'obbligo di dire che dal 18 la curva che faceva così adesso si è un po' più appiattita, ma sta scendendo, cioè il trend è decisamente sul negativo sia per il virus che per le curve, e quindi sono tutte curve in calo. Vi ricordo che le nostre curve comunque hanno iniziato a dare un segnale di controtendenza e quindi di positiva, nel senso che sono in calo dal 10 di aprile, perché questa è la data nella quale si iniziò a vedere questo cambio, questa inversione di tendenza. Rispetto a questo, io oggi contavo di portarvi le linee guida delle scuole, siamo ancora fermi, vi posso dare la mia parola d'onore che ce le ho sopra la scrivania, c'è ancora un altro aggiustamento perché a Roma non va mai ben niente, però alla fine ne veniamo fuori. Io conto di darvi qualche novità nelle prossime ore, non in giornata, quindi lo dico anche per l'organizzazione del vostro lavoro, non tenete spazi per le linee guida delle scuole perché oggi è impossibile farle uscire. Ci sono, e forse ce l'ho anche qua. Ce l'ha? No. Vabbè, ma non importa, nel senso che volevo solo farle vedere. Ci sono linee guida affrontabili, sono linee guida che semplificano molto la vita dei bimbi, degli studenti e ovviamente di tutti gli operatori, a iniziare dai docenti. Però c'è ancora qualche discussione su qualche aspetto, diciamo che al 90% sono sostanzialmente accettate e condivise a livello nazionale, adesso vedremo di capire se riusciamo a trovare una soluzione unica sulla quale si possa ragionare. Per quanto riguarda la giornata di ieri, vi ricordo che ieri si è tenuto il tavolo tecnico con i ministeri per l'università, il corso di laurea in medicina e chirurgia di Treviso. I ministeri coinvolti, vi ricordo, sono il Ministero per i rapporti con le regioni, quindi il Ministro Boccia, il Ministro Gualtieri, Ministero dell'Economia, e il Ministro Speranza, Ministero della Salute. Questi sono i 3 ministeri. Come si è conclusa la riunione? Dopo lunga approfondita discussione ci vedremo in tribunale. Cioè, non mi sembra di capire che ci siano soluzioni. Sinceramente mi dispiace, ma non mi inquieta questa partita. Al mondo degli studenti che vogliono iscriversi a Treviso, sono 60 matricole, dico iscrivetevi, perché noi non indietreggiamo di 1 millimetro. Ok, hanno detto che abbiamo sbagliato tutto, noi andiamo avanti, l'Università Treviso decolla come da progetto nostro dell'Università di Padova. Ricordo che non è fatta contro nessuno, è sostanzialmente l'andare a consacrare e a consolidare un percorso che era già iniziato. A Treviso sono già i primi 2 anni, se non ricordo male, di corso di studi, del corso di laurea in medicina e chirurgia. Abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che sono 8 reparti retti da primari che sono docenti universitari e quindi al loro interno ci sono gli specializzandi, cioè ci si forma in corsia a Treviso, e poi alla volta di 10 mesi, 8 mesi, 1 anno massimo, perché se andate a vederlo al manufatto c'è già, il nuovo ospedale di Treviso con 1000 posti letto, dei quali 600 ad alta specializzazione, cioè un ospedale che sarà come riferimento di edilizia ospedaliera quello che è l'ospedale del futuro, considerate che poi l'ospedale del futuro cambia ogni giorno, ma se oggi dovessimo immaginare un ospedale del futuro, un ospedale con letti ad alta specializzazione, dei hospital, dei surgery, grandi tecnologie per la diagnostica, grandi professionisti. In questo contesto ci va l'università col suo campus, quindi si va avanti. Il governo ha deciso di a meno che poi non ci sia una sorpresa, c'è qualche festa in arrivo, no, non c'è niente, quindi sorprese non ne arrivano, magari qualcuno compie gli anni o un onomastico o qualcosa, e San Luca è già passato, quindi niente, e se non ci sarà una sorpresa che decidono di non impugnare, oggi è il 16, per cui, anzi no, oggi che giorno è il 16? Oggi è l'ultimo giorno, immagino impugneranno, del resto una riunione fatta il giorno prima penso che sia foriera di poco o nulla. Impugneranno. Fra l'altro oggi sono 116 giorni
di unità di crisi per questa amministrazione e anche per voi. Quindi l'occasione, siccome non lo faccio spesso, ringrazio i giornalisti, ringrazio veramente di cuore, perché mi chiedono, tanti mi dicono venga a parlare della comunicazione di crisi, no? E io dico, la comunicazione di crisi dovreste chiamare i giornalisti che hanno fatto, non in un contesto di guerra, ma hanno fatto comunicazione di guerra, perché guardate che noi abbiamo ragionato con bollettini nei quali si parlava di morti, di isolamenti, di quarantene, di ospedali chiusi, abbiamo chiuso 10 ospedali per dedicarli solo al coronavirus, e poi di tutta una serie di attività. Quindi grazie alla stampa, e questa è anche l'occasione per invitare i cittadini a utilizzare i canali mediatici, che sono quelli televisivi ma anche quelli dell'acquisto del giornale. Io spero di poter ridare il giornale ai bar. Uno dice Zaia difende i bar, no, non sai che difendo i bar. Penso che un giusto veicolo di informazione sia anche quello di lasciare il giornale sui tavoli dei bar, no? È una consuetudine, è un'abitudine, è una sorta di cerimoniale non scritto. E ho visto in un paese europeo previsto che la pallina da ping pong, ve l'ho già detto, se vuoi giocare a ping pong te la devi portare da casa e quando cade per terra ne devi tirare fuori un'altra. Uno deve giocare bene a ping pong per riuscire ad arrivare alla fine. Penso che questo discorso del tatto, no? Di toccare le cose e della trasmissione del virus si possa risolvere, e spero che questa risoluzione anche per i quotidiani e i settimanali nei bar, del parrucchiere, da quello che è, possano tornare come è sempre stato la tradizione. Insomma, è la nostra storia questa, no? Chi è che non ha mai letto un giornale al bar? Boh. Detto questo, 2 disegni e poi vi passo la parola per le domande, ne avrete sicuramente. Questi sono due fratellini, 6 e 9 anni, Gioele e Lorenzo. Insomma, hanno fatto una sorta di remake della conferenza stampa, no? Anche con i cartelli, 0 contagi e 0 terapie intensive e 0 contagi. Eccoli qua. E poi l'Evergreen, il pulcino, che ormai fa la parte del leone nei disegni. Pietro Foderà, di 8 anni, di Santa Lucia di Piave, ci manda questo. Ecco, ai bimbi dico che siccome ci chiamano in tanti per capire dove mandare i disegni, mandateli alla Protezione Civile di Marghera, via Paolucci, che numero è? 34, via Paolucci 34, Protezione Civile Marghera, via Paolucci 34, in una busta, e dopodiché noi vedremo di raccoglierli per la mostra. Poi c'è ultimi 2 bimbi, 2 fratellini, Emma e Giacomo Riello, che ci mandano questa busta. Voi sapete che sono molto machiavellici alcuni disegni, e mandano tutta una roba, ovviamente con la donazione, con i 50 euro. È arrivata stamattina questa, e hanno messo in lockdown i nonni e la famiglia, ha messo in gabbia. Una forma di quarantena anche questa. Vabbè, ma l'interpretazione dei bimbi, no? Fra l'altro ho detto a chi si sta occupando della mostra che non è una banalità di coinvolgere anche ovviamente degli psicologi esperti nell'età evolutiva, per capire anche il significato di questi. Ieri c'era, ve lo ricordate, i dondoli senza deserti, no? Piuttosto che la gabbia o altri disegni che sono ricorrenti, no? Anche i colori, no? Sto virus che viene sempre dipinto di nero, di blu scuro. Insomma, direi che è anche giusto dare una lettura, ma serve anche ai genitori, serve agli adulti per capire. Prego. Donato. Buongiorno Presidente. Ciao. Sembrerebbe che lei fosse stato troppo ottimista circa l'esito del contenzioso sull'Università di Treviso, perché ci diceva che era convinto che una soluzione si potesse trovare, invece pare di capire che il governo è rimasto sulle sue posizioni. Ma alla luce di questo le dico, è altrettanto fiducioso circa la possibilità di trovare delle linee guida, lei le ha definite alternative, diciamo integrative per quanto riguarda la scuola, e senza, che tanto credo non sia così un segreto di Stato, quali sono un po'
qual è l'oggetto del contendere sulla scuola, cioè qual è il punto attuale in cui lei ci ha detto al 90% siamo d'accordo con il governo, qual è perché credo che interessi molto sia ai docenti che agli studenti. Ma guarda Filippo, dovete pazientare, io spero alla volta di domani. Si discute di mascherina, no? Io resto dell'idea che la mascherina debba essere utilizzata per i bimbi negli spostamenti, ma non è che uno può stare 5 ore a scuola con mascherina su, cioè, mi pare, cioè, si intossica, cioè, respira CO2, non ha un ricambio giusto di ossigeno, quindi lo scambio tra sangue arterioso e sangue venoso non c'è, si ossigena di meno, poi uno sviene, un altro va in ipossia, un altro strapparla, insomma penso che non funzioni così, no? La scuola non deve essere una coercizione, ovviamente garantendo la salute dei bimbi, ma poi ci sono altri temi sui quali, guardate, una soluzione la si troverà. Per quanto riguarda l'università, io vi ho detto qual era il mio auspicio, no? Il mio auspicio era quello di trovare una soluzione. Penso che sta lì a litigare in tribunale per l'avvio del corso di laurea per 60 posti di medicina e chirurgia. Adesso non voglio fare esempi che poi viene fuori sempre la polemica, non è che stiamo parlando di altri corsi che hanno un mercato del lavoro zero e che sono rispettabili anche quelli, ma stiamo parlando dell'uscita del coronavirus, è emergenza totale. C'è un'università che è l'università più illustre per la medicina a livello internazionale, che dice con la regione vogliamo attivare il corso, cioè, io mi sarei aspettato un minimo di disponibilità, non ce n'è, non faccio polemiche, andremo davanti a un tribunale, vedremo cosa ci dirà la Corte Costituzionale, il professor Bertolissi ci seguirà questa partita, penso che sia, adesso io non so se sia stato incaricato, ma insomma io auspico che sia il professor Bertolissi a seguire questa partita, e punto. Guardate, ci contestano la programmazione. Cioè, per noi è a posto la programmazione, ce lo dice persino l'università. Io ringrazio il professor Ristuto, il magnifico rettore, e il professor Merigliano, che è il presidente della scuola di medicina. Siamo in totale accordo. Non è un'azione di prova muscolare, stiamo semplicemente dando risposta a un bisogno del territorio, punto. E l'altra contestazione che ci fanno è che abbiamo utilizzato a garanzia 6 milioni di euro prelevati dal fondo sanitario regionale, che è un fondo di 9 miliardi e 600 milioni di euro. Non è che andiamo a finanziare gli ingegneri, stiamo finanziando i medici, ed è formazione. Peraltro potrei anche dire che siccome non sono medici obbligati ad essere medici residenti, figli di veneti, ma possono venire da qualsiasi parte del mondo, addirittura un'azione anche di assoluto disponibilità nei confronti dei cittadini del mondo. Cioè, il Veneto può dire che con 6 milioni di euro finanzia anche la formazione di chi magari non farà il medico qui. I cittadini non è che hanno casacca politica o confini, diciamo, territoriali per essere curati, noi curiamo tutti in Veneto e formiamo tutti in Veneto, punto. Mi scusi, posso fare un ulteriore resto sul tema della scuola? Sì. Sia per chiederle se quando lei ci aveva un po' delineato lo schema di linea guida, si diceva, secondo me gli studenti, insomma, entrano con la mascherina ma non stanno in aula tutto il giorno. Io lo penso così. Ecco. E i docenti invece, mi pare di capire, devono tutelarsi, quindi devono essere... Io non lo penso così, cioè, no, io penso che garantito il distanziamento sociale, il docente, del resto c'è distanziamento sociale tra il docente che insegna dalla cattedra e i bimbi che sono i bimbi. Parlo di bimbi perché poi è ovvio che il nostro pensiero va alle elementari, va alle scuole dell'obbligo. Quando c'è il distanziamento sociale, insomma, lo abbiamo detto per tutti, no? Lo stesso bimbo può ritrovarsi al ristorante con il suo docente seduto al tavolo a fianco. C'è più distanziamento sociale a scuola che al ristorante, cioè, di cosa stiamo parlando? È come quando diciamo che tu puoi circolare con 4 estranei in auto, purché abbiano la mascherina, ma non ci puoi andare in autobus in maniera così ravvicinata. Cioè, sono tutte contraddizioni, no? E così i noleggiatori dell'NCC piuttosto che i taxi, che possono caricare 2 ospiti nel sedile posteriore con la mascherina, ma non a fianco al guidatore. Ecco, a questo proposito
prende un po' corpo questa idea, l'ha lanciata ieri il provveditore degli studi del Veneto, ma sono anche Zingaretti che ha detto che è d'accordo, lei stesso mi pare, di evitare un'interruzione dell'anno scolastico allestendo i seggi elettorali altrove. Sì, ma non è una novità, io l'ho detto in tempi non sospetti, nel senso che no. Si sta muovendo qualcosa a livello di conferenza? Ma guardate, no, al momento no, ma considerate che anche l'indizione, cioè intanto io ad oggi non ho una data, a me non risulta che ci sia un decreto, una decretazione che stabilisca la data di convocazione delle urne. 2, nella stessa occasione auspico che il governo, visto considerato che se si andasse il 20 c'è questa interruzione di almeno 6 giorni, potrebbe valutare, e sarebbe un bel segnale, di dire che dà mandato ai sindaci, che sono diciamo titolari poi nel territorio, di identificare degli stabili alternativi ai plessi scolastici. Cioè, di palestre ce ne sono, di altri stabili ce ne sono, cioè, penso che non ci siano problemi, no? Dalla casa municipale piuttosto che la palestra comunale o altri magazzini o altre strutture, cioè, penso che questo sia il problema che nessun comune ha. Altre domande? Scusate se sono arrivate in ritardo dopo Tosato. Basta. Presidente, buongiorno, cambio un attimo argomento. Noi abbiamo linee guida che però differiscono da regione a regione e da stato a stato. Faccio l'esempio, adesso sta riprendendo l'attività turistica, tutti ci auguriamo che i turisti ritornino nelle nostre località. Per quanto riguarda i ristoranti, i buffet da noi con le vostre linee guida sono garantiti, nel senso che devono essere serviti. Poniamo una località montana, a Cortina funzionerà così, a Dobbiaco, Alto Adige, il buffet invece è garantito con mascherina e guanti, quindi il turista, il cliente se lo può prendere. Fai 20 km, arrivi in Tirolo, Austria e non serve niente. Cioè, allora, o il virus è diverso da noi rispetto che da loro, oppure noi siamo più previdenti? No, cioè, il sistema più figo è quello nostro, nel senso che vai al buffet, ti scegli le pietanze e te le servono sul piatto. Penso che sia... Sì, è anche più caro però per il ristoratore. Cioè, nel senso che ha bisogno di una persona in più. Devo dire, Alda, però, perdonami, ne approfitto della tua domanda, che gli albergatori ci hanno detto da subito noi vorremmo fare così. E è anche un segno di grande disponibilità e ospitalità nei confronti dei nostri ospiti, no? Se ci pensate. Cioè tu lo osservi, no? L'idea del servire, di essere a disposizione dell'ospite. Sinceramente, oggettivamente io non firmerei mai un'ordinanza, non ho nulla contro il collega Compaccia, con il quale ho un ottimo rapporto, nella quale obbligo il turista a mettersi i guanti e la mascherina per andare al buffet. Cioè sembra di essere in ospedale, cioè no. È giusto che il turista si senta libero, la mascherina ce l'avrà l'operatore che gli consegna il cibo già sul piatto, ben servito, fra l'altro sarà un professionista e penso che sia la condizione migliore, pensate all'offerta turistica, no? Però non è sbagliata neanche la modalità, diciamo, dell'Alto Adige, dove comunque decidono di blindare il buffet, ma dall'altra parte, dalla parte del turista, non dalla parte dell'operatore. Però io sono per la nostra soluzione, assolutamente. Presidente, perché noi siamo così previdenti e in Austria no? Cioè dovreste chiedere agli austriaci. È solo da noi. Guardate, gli austriaci volevano addirittura chiudere le frontiere nei nostri confronti, però poi hanno rivisto il problema. Poi sapete, noi facciamo tanti turisti, cioè, noi siamo i veri esperti di turismo e questo ce lo riconoscono tutti, siamo una comunità, che è la prima comunità a livello nazionale e quindi se i miei operatori mi dicono così sarebbe bene, immaginate tutta questa visione di tutte queste mascherine al mattina alla colazione, tu dici, dove sei arrivato? In un centro di dimagrimento da qualche parte. No, evito di fare i nomi di centri di dimagrimento, cioè uno dice vabbè, no, invece sono a Jesolo, sono a Caorle, sono a Cortina o da qualche altra parte al lago di Garda, vedo i croissant, vedo robe da mangiare, cioè presenta tutti in mascherina, magari anche con l'accappatoio è finita. Collega Calimani.
Sì, una domanda a proposito, buongiorno, ciao, del mondo della disabilità. I disabili e i loro familiari in particolare lanciano un grido d'allarme perché ci sono delle case che ospitano questi disabili per le quali vengono applicate le visite come per gli anziani. Il problema è che la reazione dei disabili, penso agli autistici, è diversa rispetto a quella degli anziani. Non riescono, soprattutto dopo 3 mesi di chiusura all'interno dell'istituto, a vedere i propri familiari attraverso un vetro. Perché possiamo andare al bar, possiamo andare in spiaggia, possiamo prendere vaporetti, autobus e non possono loro vedere i propri familiari fare una passeggiata nel bosco piuttosto che in spiaggia? Sì, Davide, allora diciamola fino in fondo. Da noi si dice, no, che quando ti scotti con l'acqua calda hai paura anche della fredda, è inutile nasconderci dietro al dito. Queste sono delle fasce protette, delle categorie diciamo che sono a rischio, e dopo aver visto l'evoluzione, ma questo ve lo dico a livello nazionale ma anche internazionale, aver visto l'evoluzione del coronavirus e quello che è accaduto soprattutto all'interno di alcuni centri che ospitano anziani piuttosto che disabili, è ovvio che il legislatore ha chiesto la massima attenzione. Dopodiché io sono convinto, tanto è vero che penso che in giornata sia chiusa anche sta partita, questo ve lo annuncio, se non è in giornata è domani, in mattinata, perché abbiamo fatto una riunione anche stamattina, sono convinto che le linee guida debbano essere allentate, cioè se no avremo ospiti che non avranno più problemi di coronavirus, ma ce li avranno psicologici, ce li avranno comportamentali nel caso della disabilità. E l'assessore Lanzarini sta facendo un ottimo lavoro, ha rimesso in fila tutti questi fattori. Dall'altro devo anche dire, Davide, c'è una necessità, che le prime linee guida davano modo ai gestori comunque di scegliere di aprire. Il problema è che in via di autotutela molti continuano a dire guarda, puoi fare la visita attraverso dal terrazzino guardando dentro la finestra, piuttosto che ci sono mille protezioni prima di arrivare alla visita. Io spero, ma ne sono convinto, che con queste nuove linee guida che adotteremo, anche che sono anche di stimolo per aprire, si vada all'apertura. Considerate che per noi il tema di questi centri, parlo delle RSA ad esempio, no? Delle case di riposo, è un tema. Noi abbiamo avuto oltre 600 anziani che hanno perso la vita nelle case di riposo, dei 2000 morti che abbiamo. Molti gestori hanno qualche remora ad aprire del tutto. Dall'altro vi ricordo che il 75% delle 300 case di riposo del Veneto hanno avuto contagi zero, l'altro 25% con una gradualità per arrivare alle ultime 20 nelle quali oggettivamente c'è stata una strage. Però domani, stasera, massimo domani, dovrà essere chiusa anche sta partita, l'avevamo già annunciato. Ma posso inserirmi? Può spiegarci bene esattamente come si trasferisce la responsabilità? Perché lei l'altra volta aveva detto firmo io. Ma sì, adottando. Se succede qualcosa, la famiglia se la prende con la regione? Cioè... No, guardate, buon senso e leale collaborazione vorrebbe che fuori dagli ospedali non ci siano gli studi con gli avvocati che dicono se ti hanno dimesso vieni qua che vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Buon senso vuol dire anche che questo è un esempio classico, no? Se tutti ragioniamo in via di autotutela finisce che l'anziano muore addirittura anche di fame dentro non solo di solitudine ma anche di fame dentro in casa di riposo, perché nessuno si avvicina, perché metti mai che questo si contagia. Da qui all'estremo opposto c'è la via del buonsenso, no? E noi abbiamo tentato la prima fase con le linee guida, dando la responsabilità di decidere alle case di riposo. Case di riposo giustamente in alcuni casi hanno aperto, altre un po' poco, altre proprio per niente. Adesso facciamo in modo di firmare un'ordinanza che li tranquillizzi un po' di più, visto e considerato che comunque c'è anche un piano di sanità pubblica che prevede tutta una serie di atteggiamenti, ve ne dico uno per tutti: ogni 20 giorni i 30.000 ospiti delle case di riposo e gli operatori fanno il tampone in Veneto, quindi c'è un'attività di screening costante, e che questa, immaginate che a febbraio non si faceva, ma in febbraio non si portavano neanche le mascherine in Veneto e in Italia, lo avete sentito ieri dal professor Vianello, la mascherina è comparsa con il coronavirus, oggi ce l'abbiamo, no? Quindi diciamo è molto agganciata Alda al piano di sanità pubblica. Se non avete altro, passare la parola
all'assessore Pan. Vi darà appunto, intanto lo ringrazio per il bel lavoro e ringrazio anche tutti i tecnici che sono qui con lui. Un ottimo lavoro per dare una risposta a un settore che per noi è strategico sia dal punto di vista economico, vale circa 6 miliardi di fatturato l'agricoltura in Veneto, 160.000 aziende agricole, 350 prodotti tipici, ma è anche un presidio identitario e di promozione turistica che è unico al mondo. Cioè, voi avete mai trovato qualcuno che va in vacanza dove si mangia e si beve male? Io mai. E in Veneto noi riusciamo a dare bellezze paesaggistiche, monumenti, storia, cultura, ma poi ci sono anche le tradizioni e anche il comparto enogastronomico è alimentato da questi agricoltori che sono eccezionali, che poi sono aiutati anche dalla ristorazione, però non è un'azione da poco per la promozione turistica. Cioè il turismo, se non avesse questo comparto agricolo, non sarebbe il turismo che abbiamo oggi. Grazie. Prego. E metti seduto lì. Andiamo subito. Sì. Ok. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente per l'opportunità di presentare anche da parte del primario e della pesca professionale, in questo caso, quelle che sono state le difficoltà in questo periodo e soprattutto noi adesso manderemo anche un piccolo filmato che ci hanno regalato gli amici di Verde Nord-Est per ringraziare il mondo del primario e degli agricoltori, però perché in questa fase, in questi mesi di chiusura, comunque il comparto non è mai stato fermo, ha sempre lavorato, ha portato agli scaffali della grande distribuzione, ai negozi di prossimità, il cibo, perché noi produciamo cibo per le famiglie che erano chiuse, per tutte le attività che sono state coinvolte in questo senso. Prego. Veniamo anche dalla luce. Stati velocissimi, poi questo video ve lo daremo, come vi daremo le slide che adesso presenterò anche molto velocemente, perché poi noi daremo molti numeri, ma volevo fare una sintesi del lavoro svolto, grazie anche ai 3 direttori che sono qui oggi con noi e di tutta la struttura dell'agricoltura della Regione Veneto. Noi abbiamo pensato comunque a interventi su 3 linee fondamentali, su 3 pilastri che sono 3 pilastri fondamentali per quanto riguarda il nostro mondo, il mondo delle aziende e imprese agricole, dell'agroalimentare e della pesca. 3 pilastri che costituiscono, il primo pilastro è un fondo di garanzia che naturalmente insieme agli altri fondi della Regione di Veneto Sviluppo metterà in corso circa 20 milioni di euro per garantire appunto fondi e finanziamenti alle banche direttamente che aderiranno appunto a questo fondo. Il secondo pilastro è quello dei fondi di rotazione sempre gestiti a Veneto Sviluppo, anche qui un fondo di 14,5 milioni e il terzo pilastro, quello più importante, che sono i cosiddetti contributi a fondo perduto, e questi contributi sono di 131 milioni
che vengono emessi con una rimodulazione naturalmente di tutti i fondi anche europei che noi gestiamo. Io penso che comunque i contributi a fondo perduto in questo momento, che significa dare liquidità diretta alle imprese, siano quelli più importanti, perché anche nelle discussioni col Ministero noi abbiamo fatto emergere che comunque le nostre aziende non hanno bisogno di debitarsi ancora rispetto ai finanziamenti messi dal governo, ma hanno bisogno di liquidità, e l'unica maniera per dare liquidità è appunto rimodulare per il mondo dell'agricoltura i fondi europei e i fondi diretti che noi abbiamo. Quindi con questi 3 pilastri pensiamo di portare comunque a più di 15.000 imprese del settore, 3.500 per quanto riguarda quelle della pesca, appunto questa liquidità di cui hanno bisogno. Per quanto riguarda il fondo di garanzia dei 20 milioni appunto che vi dicevo, noi pensiamo che il target possa essere di tagli dai 5.000 ai 50.000 euro circa, per una durata di circa un anno, 72 mesi, e di cui anche la Regione comunque coprirà addirittura il costo del finanziamento pari a 2.000 euro. E ci sarà 1,5 milioni anche qui per quanto riguarda il fondo di rotazione della pesca, che ricordo è stata completamente chiusa. Noi abbiamo avuto un fermo totale dovuto appunto anche al fermo dell'Oreca. Il problema dell'agricoltura e della pesca è che in questa fase sono andati in crisi i settori di alta qualità, perché nella GDO e comunque nella grande distribuzione sono arrivati i prodotti diciamo a lunga conservazione, mentre quelli di grande qualità che venivano venduti ai ristoranti e negli hotel eccetera sono stati completamente bloccati. Noi abbiamo avuto filiere che hanno perso anche il 70-80%, gli agriturismi completamente azzerati, quindi abbiamo pensato appunto di intervenire soprattutto in queste filiere. Ricordo poi anche i fondi diretti ai Cogevo per 600.000 euro e i fondi VAIA che il commissario, qui il presidente Zaia, comunque insieme ai commissari sta gestendo. Quindi vado ai contributi a fondo perduto, che invece sono l'essenzialità di questo intervento, poi vi darò le slide e sentirò le vostre domande perché entriamo nei tecnicismi. Diciamo che questi contributi a fondo perduto, che sono comunque anche gestiti da una rimodulazione delle anticipazioni che ha fatto Avepa in questo momento di crisi, perché noi abbiamo anticipato e sbloccato contributi fino anche a 70-24 milioni in alcune misure che sono arrivate già direttamente alle imprese già da gennaio. Noi abbiamo cominciato già a pagare le imprese in anticipo anche senza controlli, levando via tutta la burocrazia dei controlli per dare liquidità alle imprese. E quindi 2 sono questi che noi daremo come appunto fondo perduto, sono i 2% della rimodulazione del PSR, e sono fondi che sono per 23 milioni. 23 milioni significa che noi daremo un taglio fino a 7.000 euro a chi farà domanda. 7.000 euro a fondo perduto all'impresa che farà domanda, con una domanda molto semplice. Tra l'altro all'interno di questi 23 milioni di rimodulazione noi abbiamo pensato a una misura per la zona rossa, Presidente, per cui le 164 attività agricole di Vo, che è stata la prima zona rossa del Veneto, avranno direttamente questa cifra direttamente a tutte le imprese di quest'area, che è quella che ha avuto naturalmente il blocco più totale fin dall'inizio, mentre per le altre naturalmente si potranno arrivare anche a loro fino a queste cifre. E infine nella rimodulazione del piano sviluppo rurale ci sono appunto tra domande del PSR per quanto riguarda i giovani agricoltori, per quanto riguarda gli investimenti, per quanto riguarda comunque tutte quelle che sono le attività direttamente a fondo perduto, che sono i pagamenti alle 3.500 aziende agricole fino al 70%, l'80% di 14 milioni che sono quelli che vengono destinati alle attività di compensative di montagna. Anche qui arriviamo appunto a
più di 10.000 agricoltori con fondo perduto. Noi stimiamo che la totalità di questi interventi arriveranno a 170 milioni per poi creare un volano con le banche e con le attività finanziarie. Non ultimo il piano che noi abbiamo con la BEI e la FEI che prevede 95 milioni di investimento insieme a loro a 300 milioni che saranno destinati all'intero comparto dell'agricoltura veneta. Io mi fermerei qui, poi vi darò il dettaglio con le slide a tutti quanti voi. Grazie. Buongiorno Assessore. Buongiorno. I finanziamenti stanziati a fondo perduto ritenete che siano sufficienti a coprire almeno le situazioni più critiche? Oppure, come dire, sono le risorse disponibili, di più non si poteva fare? Guardi, noi come ricordava il Presidente, solo nel comparto agricolo abbiamo un PLV di 6 miliardi e mezzo all'anno. Se andiamo a vedere la chiusura che c'è stata, abbiamo solo avuto in Veneto 500 milioni di danni al mese, faccia conto lei che abbiamo avuto 1,5 miliardi di mancati redditi delle imprese agricole, quindi è chiaro che non bastano, e noi ci concentreremo insieme agli attori del tavolo verde e alle categorie agricole su quelle filiere che sono state quelle più colpite. E quelle più colpite sono state quelle degli agriturismi, quelle delle fattorie sociali, quelle delle fattorie didattiche, quelle dell'ortofrutta. Ricordo il radicchio di Chioggia ha perso l'80% del prezzo di mercato. Abbiamo poi l'intervento sulla pesca che ha avuto 4 mesi di fermo, quindi andremo... Poi sul settore carne c'è stato un massacro, soprattutto sulla carne di qualità, le carni bianche, quindi interverremo specificatamente all'interno delle filiere, non daremo a tutti perché non ce la facciamo, ma interverremo appunto per dare ossigeno a coloro che sono stati effettivamente chiusi. Poi ricordo che ci sono stati anche delle filiere che comunque pur lavorando non si sono mai fermate e che comunque hanno avuto anche delle soddisfazioni. Purtroppo i mercati internazionali, la logistica, i confini, l'oreca chiusa hanno contribuito, come ricordavo, delle perdite sostanziali. Ecco, mi scusi, un dettaglio, ma neanche tanto un dettaglio. I requisiti per ricevere il contributo. Allora, mi scusi, il requisito principale, e poi se chiarisce questo accenno a Vo, dove diceva che lì ci sarà un finanziamento, cioè a tutte le imprese agricole? Certo. Ecco. Naturalmente il requisito essenziale è essere IAP, cioè imprenditore a titolo principale. Come noi diamo i contributi europei e naturalmente regionali, il requisito primario è essere comunque un'impresa agricola che sia attiva, quindi senza questo prerequisito non si accedono alle domande. Poi per quanto riguarda Avo, noi abbiamo pensato proprio a dare sostegno a tutte le imprese di quell'area, naturalmente all'interno sempre di quel budget che sono i 23 milioni destinati poi anche alle altre. Collega Comiotto della rivista di Confagricoltura, mi pare avesse una domanda. No, volevo solo salutare. Ricambio il saluto. Approfitta pure. Prego. Allora, Assessore Pan, il problema del finanziamento alle aziende evidentemente è un problema notevole e i fondi ovviamente non basteranno tutti. Penso che il settore agricolo apprezzi il fatto che ci sia la possibilità di poter accedere a prestiti e a mutui che possano agevolare non solamente l'immediato ma anche il futuro. Le aziende agricole sono abituate a sostenere momenti difficili, dalla grandine alla siccità alla cimice, a situazioni di questo genere. Hanno bisogno in questo momento però di essere accompagnati con misure urgenti. L'urgenza sta alla base della loro tenuta e di una ripartenza che certamente le aziende sapranno fare. Quindi confidiamo su questo. Sì, questo piano appunto va in queste 3 direzioni, ripeto, garanzie, finanziamenti e fondo perduto.
e quindi è chiaro che le risorse che mettiamo in campo sono risorse importanti, quindi 170 milioni più un volano di 300 milioni, penso che riusciremo a dare una bella spinta. È chiaro che poi la risposta da parte del governo non è stata certamente una buona risposta a livello nazionale, perché 450 milioni sulle tutte le filiere italiane, immaginate cosa sono, solo noi in Veneto abbiamo perso 1,5 miliardi, quindi purtroppo questo ci hanno comunicato in questi giorni. Lanza. Assessore, c'è il problema anche che gli agricoltori producono, vendono, ma i soldi che prendono sono molto pochi, molto bassi rispetto poi ai prezzi di vendita, nel senso che nei passaggi dai campi alla grande distribuzione, dai campi ai mercati, il prezzo è molto basso, valeva per il latte, per gli ortaggi, un po' per tutti i prodotti. Se a questo si somma, oltre il coronavirus, anche le emergenze dovute alle situazioni meteorologiche, la siccità, le bombe d'acqua, com'è la situazione in Veneto adesso? C'è una stima dei danni totali oltre a quelli del coronavirus? Guarda, noi siamo abituati a vivere nell'emergenza perché da quando siamo arrivati qui, vi ricordo trombe d'aria, alluvioni, mareggiate, siccità, vaia, cioè noi abbiamo visto in 5 anni, il Presidente lo sa benissimo, una dietro l'altra, tutta una serie di situazioni anche difficili, quindi noi siamo abituati a questo e siamo stati abituati a reagire. È chiaro che il discorso dei prezzi nella grande distribuzione, soprattutto nel periodo anche del coronavirus, c'è stata anche un po' di speculazione, diciamo, all'interno dei vari passaggi, perché sono stati molte anche cittadini mi hanno chiamato dicendo che appunto che c'era stato un aumento dei prezzi delle materie prime perché non si trovavano nei supermercati. Poi le signore hanno cominciato a riscoprire il pane fatto in casa, la farina, il lievito era sparito, tutte queste cose qui che comunque poi sono state portate avanti. E noi nella prossima programmazione abbiamo intenzione comunque di finanziare solo quegli accordi di filiera che comprendano anche la grande distribuzione all'interno, cioè quella intenzione. Purtroppo la passata programmazione questo non era previsto perché le regole erano partite prima nel 2012-2013, però nella prossima programmazione che sta partendo adesso, quindi dal 2021 fino al 2030, tutti gli accordi saranno accordi di filiera che prevedono comunque che la grande distribuzione faccia comunque la sua parte all'interno del sistema, che significa che se la grande distribuzione acquista materie prime o prodotti alimentari o dell'agroindustria nostra, che tra l'altro anche è molto efficiente in questo periodo, devono ritornare indietro al produttore quello che gli spetta per vivere bene e vivere con serenità nelle proprie famiglie. Se non ci sono altre domande, io... Per il Presidente. Presidente, ritocca a te. Grazie. Prego. Grazie all'assessore Pan. Grazie. Visto che è passato qualche giorno, avete qualche novità sul piano del turismo per quanto riguarda gli influencer? Glielo chiedo perché la Liguria, il suo collega Toti, in queste ore ha postato una foto con Chiara Ferragni e dice è venuta a fare la sua prima vacanza qui da noi. 20 milioni di persone hanno visto e verranno sicuramente in Liguria. Quindi Toti l'ha battuta sul tempo. E andatelo a dire a quelli che hanno detto che ho capito, però Toti l'ha battuta. No, guardate, noi abbiamo fatto anche stamattina, un punto della situazione con l'assessore Canera in giunta e si sta formando la squadra, dopodiché vedrete post, vedrete altre robe. Considerate che noi consideriamo che la quasi totalità degli influencer viene gratis, questa è la vera sfida, è quella di sostenere il soggiorno, sostenere ovviamente l'esperienza che sia la visita degli Scrovegni piuttosto che il lancio con il deltaplano, però questo è l'obiettivo. Ripeto che i 2,3 milioni di piano di promozione, siccome ho visto che qualcuno non l'ha ancora capito, sono dedicati alla diffusione della campagna e quindi della pubblicità classica, canonica, sulla stampa, sui media, su quella che si fa di solito. Non è dedicata agli influencer, non spendiamo 2,3 milioni per gli influencer. Volevo dire una cosa, se ti è sufficiente? No. Volevo dire una cosa, ne approfitto,
oltre che a dirvi che domani c'è la professoressa Dadalt, e quindi lo dico anche ai genitori, a coloro che hanno bimbi, arriva il massimo esponente di quello che è la cura pediatrica in Veneto, perché poi lei è direttore della clinica pediatrica di Padova, il nuovo direttore, la professoressa Dadalt, esperta fra l'altro in emergenza e urgenza pediatrica. Comunque verrà domani e si parlerà di coronavirus e bimbi. Detto questo, domani c'è una data importante, è il primo giorno di esame di maturità, e quindi volevo fare gli auguri a tutti i ragazzi e le ragazze, insomma a tutti coloro che si presteranno a questa nuova avventura che ha segnato i ricordi di tutti noi, se ci pensate, no? Gli esami sono una tappa fondamentale della vita. Io veramente auguro a tutti che sicuramente superino gli esami, prendano bei voti, ma che comunque resti un bel ricordo, perché è un ricordo che si coltiverà e ci accompagnerà loro, è accompagnato noi e ci sta accompagnando per tutta la vita. E quindi direi godetevi anche queste giornate degli esami, che sono le giornate, sono come i profumi che sentivamo da bimbi, no? Sono delle cose che entrano proprio, diventano quella memoria che non è solo olfattiva e visiva. Ecco, gli esami rientrano in questo contesto. Dopodiché veramente in bocca al lupo a tutti e spero che siano profittevoli questi esami e soprattutto apriranno un nuovo corso della vita di questi ragazzi. Si dice che i nostri ragazzi cambieranno lavoro almeno una decina di volte nella loro vita, ho visto i dati, no? Li ho letti qualche mese fa. Ai ragazzi dico sempre una cosa, che il mondo non finisce, perché a volte c'è anche un po' di pessimismo cosmico in qualcuno, no? Dice ma tanto non cambia niente, ma cosa serve studiare, ma non vale più la pena di rompersi le scatole. Io penso che ci siano due cose fondamentali che noi possiamo portare come esperienza. La prima, che il mondo non si ferma, e quindi tutte le posizioni apicali, quelle che magari sono invidiate, viste, che so, il rettore dell'università piuttosto che il primario di un reparto ospedaliero, o il grande ingegnere, o che so, un amministratore o qualcosa, o quant'altri, saranno sostituiti nella storia da ragazzi che domani inizieranno gli esami di maturità. L'altro aspetto, fate gli esami, se posso dare un consiglio, accettate qualsiasi mestiere in maniera provvisoria, precaria, ma è un'ottima occasione per fare esperienza e per conoscere magari quelle persone che diventeranno fondamentali nella tua vita, perché è quello che è accaduto a tutti noi, o no? Non è che siamo andati a fare il master per conoscere le persone fondamentali nella nostra vita, le abbiamo conosciute in contesti strani, magari occasionali e di lavoro. Dico solo questo. Auguri. Grazie. Arrivederci a domani con la professoressa Dadalt. Ah no, scusate, ho detto un'inesattezza, è giovedì la professoressa Dadalt. Giovedì la professoressa Dadalt. Pensavo fosse cambiata, giovedì. Giovedì, grazie. Sentita la conferenza stampa del governatore Zaia e la presentazione del piano per l'agricoltura, poi ovviamente tutti i dettagli di questo piano nel corso dei nostri telegiornali e nel corso anche delle nostre edizioni straordinarie nel pomeriggio. E ovviamente gli auguri del presidente Zaia a tutti gli studenti che da domani affronteranno la prova della maturità. Questa maturità, l'abbiamo detto, sicuramente diversa rispetto agli altri anni. Noi continuiamo a parlare però della pandemia, continuiamo a parlare di coronavirus e lo facciamo insieme a due ospiti che ho qui in studio, e sono il dottor Riccardo Drigo, direttore dell'UOC Pneumologia Ospedale di Montebelluna, buongiorno. Buongiorno. E la dottoressa Michela Romagnoli, direttore dell'UOC Pneumologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Dunque, insomma, voi siete stati proprio i protagonisti diretti di questa pandemia. Come avete vissuto proprio la fase più acuta di questa emergenza? Beh, intanto direi che è un piacere essere qua oggi a parlare di questa fase che ormai è già, anche seppur recente, comunque già un po' un ricordo e una fase già superata e pregressa. Diciamo che per noi la pandemia è stata ovviamente un'esperienza molto, molto intensa, molto dura, molto faticosa, che ci ha impegnato professionalmente e umanamente in maniera, direi, unica. Non c'è mai stata nella nostra generazione di classe medica, e direi anche
nelle generazioni precedenti, i nostri colleghi, nessuno ricorda una pandemia di questa entità. Per cui è stato sicuramente una cosa molto difficile. Diciamo che a Treviso noi abbiamo aperto come pneumologia Covid, quindi pneumologia subintensiva, il 7 di marzo, data indimenticabile che però non è arrivata senza una fase pre-organizzativa, e questo è stato assolutamente fondamentale. Perché questo? Perché dopo il primo decesso per Covid avvenuto a Vo Euganeo, sappiamo tutti, i telespettatori sono ben a conoscenza del primo caso, è stato il 21 di febbraio, via via ovviamente l'Italia si è mossa e diciamo che è arrivata questa indicazione ministeriale molto chiara in cui si davano delle direttive di dover raddoppiare il numero di posti letto nelle pneumologie, nelle terapie intensive e nelle unità operative di malattie infettive. Quindi arrivata questa indicazione ministeriale, la ULSS 2 si è immediatamente mossa, e sicuramente non solo la ULSS 2 Marca Trevigiana, ma tutte le altre AULSS, la Regione Veneto si è mossa assolutamente molto bene in questo senso, e sono stati organizzati immediatamente degli incontri con la direzione generale, la direzione medica, la direzione sanitaria, con tutti i direttori delle unità operative che sono stati coinvolte in questa emergenza, per fare un po' il punto della situazione, cioè di tanto come organizzarci dal punto di vista spaziale per raddoppiare i posti letto, che non è stata ovviamente una cosa semplice, e soprattutto fare il punto della situazione sul personale medico-infermieristico e sui dispositivi, quindi sui presidi di cui necessitavamo per ovviamente fare fronte a questa pandemia che si sapeva avrebbe causato un altissimo numero di pazienti con una grave insufficienza respiratoria ipossemica, e quindi dovevamo assolutamente organizzarci con erogatori di ossigeno ad alto flusso, con ventilatori, con CPAP, eccetera, eccetera. Per cui mi ricordo una mattina ci siamo seduti tutti al tavolo in direzione generale per fare il punto di quanti presidi avevamo, di quanti ce ne servivano per fare fronte a tutti i posti letto di cui poi saremmo stati ovviamente in possesso, e per comunicare poi molto prontamente in Regione i dati, e la Regione a sua volta si è attivata per farci arrivare tutti i presidi necessari. Quindi questo è stato fondamentale, la fase diciamo di pre-pandemia vera e propria. Senta, intanto ai telespettatori ovviamente se hanno bisogno di fare qualche domanda lo possono fare, possono ovviamente chiamarci. Io le chiedo, quando si è trovata di fronte a questa emergenza imponente, e come diceva lei appunto mai vista prima di questo momento, e con tutti quei pazienti che sono arrivati in situazione, insomma lei è in pneumologia, in situazione davvero critica, che cosa ha pensato subito? Allora, prima di tutto la cosa che è stata fondamentale noi è stata sicuramente la collaborazione del gruppo. Tutta l'equipe di pneumologia, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, che non finirò mai di ringraziare, si è cominciato all'unisono a buttarci proprio in questa epidemia, e la cosa altra fondamentale è stata la collaborazione con tutte le altre unità operative, perché da soli non si fa mai nulla, no? E quindi estrema collaborazione con pronto soccorso, con la rianimazione, che ci vedevamo 2 volte al giorno poi per discutere soprattutto i pazienti ovviamente più critici, con i colleghi delle malattie infettive, delle medicine, la microbiologia, quindi eravamo una squadra che alla fine si è dimostrata essere una squadra vincente. Non nascondo, e credo che sia un po' così l'esperienza penso comune, poi anche i miei colleghi forse avranno qualche dichiarazione abbastanza similare, all'inizio è stata drammatica, non lo nascondo, perché era una patologia che noi non conoscevamo. Noi ovviamente in Italia siamo stati i primi, no? Cioè, l'Italia è stata la prima a essere invasa da questa pandemia al di fuori di quello che è stata il focus iniziale in Cina e in Asia, no?
per cui abbiamo dovuto pagare un po' lo scotto di dover far fronte ad una patologia nuova che non conoscevamo e veramente di cui conoscevamo poco, perché ancora dalla Cina non erano emersi dei dati veramente così chiari che ci davano un po' così l'idea della misura, dell'entità, no? Della gravità della cosa. E i primi giorni abbiamo imparato un po' strada facendo quello che era questa malattia, quindi abbiamo imparato che era una malattia assolutamente lunga, un'infezione molto molto lunga, quindi completamente diversa dagli altri tipi di polmoniti sia virali che quantomeno batteriche. E ad esempio mi ricordo che i primi 10 giorni, cioè da quando abbiamo aperto il reparto Covid, 7 marzo, per i primi 10 giorni abbiamo avuto i 20 pazienti a cui a nessuno andava via la febbre. Quindi per 10 giorni abbiamo avuto pazienti piretici con temperature corporee anche molto elevate, quindi eravamo tutti molto spaventati perché abbiamo detto qua potrebbe essere una strage e in realtà poi abbiamo cominciato a capire la malattia, quindi a capire che c'era una strada lunga da fare, quindi a monitorare ovviamente lo stato dell'insufficienza respiratoria acuta, quindi i casi gravi chiaramente venivano indirizzati poi in terapia intensiva il più precocemente possibile, da qua questa collaborazione fondamentale delle 2 volte al giorno, certo. No? Il colloquio, la valutazione collegiale con i colleghi della terapia intensiva dei malati più gravi e quindi un po' alla volta abbiamo cominciato ad avere un po', tra virgolette, un'esperienza, certo, no? Ma un'esperienza certo. che è stata fatta sul campo. Ecco, Treviso, ma ovviamente anche Montebelluna, ovviamente, dottor Drigo, la stessa situazione, insomma, ovviamente poi vi sentivate, immagino, giornalmente, quotidianamente, perché insomma la situazione era una situazione difficile, ovviamente. Era una grande famiglia da questo punto di vista, sicuramente. No, sì, è un'esperienza che per certi versi è molto simile a quella della dottoressa Romagnoli, per altri anche diversa, perché essendo una realtà più piccola, certo. Fin da subito, fin dai primi giorni di marzo, abbiamo capito che la pneumologia da solo non ce l'avrebbe mai fatta, insomma, quando arrivavano a frotte questi malati in queste condizioni. Quindi in 4 e 4-8 si è capito che la cosa doveva essere affrontata a livello di dipartimento, di certo. Ospedale, per cui il primario della pneumologia, col primario della medicina, col primario della lungodegenza, col primario certo. Della geriatria si sono messi insieme e hanno fatto un reparto unico, quindi non una collaborazione, un reparto unico, quindi con un'unica cartella, con delle uniche riunioni, con il giro condiviso, un'esperienza che onestamente, cioè io ho cominciato a frequentare la pneumologia ancora quando ero studente, quindi nel 1980, quindi quest'anno sono 40 anni di pneumologia, non ricordo. Mai trovato in una situazione di questo genere e soprattutto non ho mai visto anche, e questo sarà sicuramente il ricordo positivo, una tale disponibilità. Collaborazione da parte di tutti, medici, infermieri, tutti i ragazzi giovani che si sono veramente buttati su questa esperienza, nonostante timori ce ne fossero abbondantemente. E se devo dire la cosa che mi ha più colpito alla fine, cioè alla fine del periodo un po' più importante, è che questa gente, per esempio anche gli infermieri, no? Alla fine erano motivati, cioè dicevano, è stata una cosa che ci ha fatto crescere, ci ha fatto imparare, insomma, no? E quindi erano motivati a continuare in un certo senso in un'esperienza di formazione, di affrontare, diciamo, questo tipo di situazioni, perché li ha sicuramente intimoriti, impauriti, ma li ha anche molto motivati e li ha fatti crescere. Ecco, voi oltre a ovviamente affrontare questa emergenza avete dovuto affrontare anche, insomma, la paura, immagino, dei pazienti che venivano da voi. Che cos'è? Com'è che avete potuto, insomma, affrontare? Perché penso che sia stato anche questo un aspetto difficilissimo, insomma, il comunicare, insomma, tranquillizzare il più possibile, insomma, questi pazienti che, insomma, erano gravi comunque. Sì, come penso tutti abbiano saputo, uno dei problemi principali era proprio la comunicazione, quindi il disagio che queste persone non avevano, diciamo, qualcuno non avevano i cari vicini, non avevano la possibilità di comunicare e soprattutto anche chi faceva assistenza, chi dava l'assistenza quasi non aveva un volto da un certo punto di vista, perché
sistemi di protezione, turni e via dicendo, si faceva fatica. I nomi sui camici penso siano nati nell'esperienza lombarda soprattutto per cercare di stabilire un rapporto da questo punto di vista. Si è fatto il possibile, hanno fatto il possibile da questo punto di vista, e se devo giudicare i commenti dei malati nel post, diciamo, penso che chi ha operato all'interno di queste stanze abbia operato bene, perché ci sono stati commenti, ricordi decisamente positivi. Ricordo un'intervista della dottoressa in cui diceva: siamo diventati la famiglia di questi malati. C'è qualche storia che le viene in mente, qualche paziente particolare che le è rimasto impresso, ovviamente senza nominarlo, insomma, che magari è diventato un po' il simbolo di questa pandemia? Beh, ce ne sono almeno 2. Non so se siano in diretta in questo momento. Beh, allora c'è sicuramente un signore di quasi un'ottantina d'anni che andò in rianimazione, quindi fu ricoverato da noi, e ovviamente per il peggioramento progressivo dell'insufficienza respiratoria lo trasferimmo in rianimazione e venne intubato. E dopo un periodo di circa una decina di giorni ritornò da noi, quindi è stubato, ma la storia è stata molto lunga, perché poi c'erano ovviamente delle fasi di un po' di up and down, e quindi lo ritrasferimmo in rianimazione perché l'insufficienza respiratoria era migliorata ma poi si stava rideteriorando, e lo ritrasferimmo questa volta fortunatamente senza la necessità di reintubarlo. Il percorso fu molto lungo, ma è andata molto bene. Ci vuole sempre anche fortuna, ma sicuramente anche il trattamento, una persona che ce l'ha messa tutta, che ha lottato e che quindi ne è uscito molto bene. E sicuramente questo è uno dei pazienti che ricordo molto, perché era vicino all'ottantina d'anni, no? Quindi come si sa, anche i telespettatori lo sanno, è chiaro che più l'età avanza e più era difficile gestire questa infezione per un problema di comorbidità, per un problema che la stessa intubazione poi alla fine risulta poi essere una malattia di per sé, no? Soprattutto nei pazienti over 70. E l'altro invece è un caso di una persona giovane, quindi quando si dice ma tanto colpiva solamente gli anziani, non è vero. Prevalentemente gli anziani, ma abbiamo avuto anche tante persone tra i 40 e i 50 anni. E questo era un ragazzo, una persona che ha lottato tantissimo, che non è andata in rianimazione, siamo riusciti a non mandarlo in terapia intensiva, ma che ha sofferto tantissimo perché ha fatto questa terapia con questo sistema di supporto ventilatorio che si chiama casco, che è un vero e proprio casco, quindi il paziente è dentro a un casco che è completamente sigillato e ventilato, quindi per un supporto appunto ventilatorio. E lui mi raccontava appunto che è stata una cosa talmente tremenda che lui non vorrà neanche più sentire la parola casco neanche per andare in scooter, quindi, e anche lui, me lo ricordo molto bene, ha lottato tantissimo, sì. Però anche un altro esito molto positivo. Sì, poi... Infatti lei diceva prima, purtroppo all'inizio si diceva insomma il Covid diciamo prende più gli anziani, chi aveva malattie pregresse, sicuramente chi aveva malattie pregresse poi aveva, immagino, complicazioni più grosse, però il Covid purtroppo aveva colpito e colpiva anche persone insomma che nulla avevano, insomma stavano bene e che a un certo punto si sono trovate anche nelle rianimazioni. Ma sicuramente, allora, si sa che dai dati della letteratura ormai, ma anche proprio da esperienza che abbiamo fatto sul campo tutti, si sa che i maggiori fattori di rischio sono stati l'insufficienza renale, il diabete, l'ipertensione e le cardiopatie, questo sicuramente. E dottoressa, mi scusi, fermo un attimo solo perché abbiamo una telefonata. No, che è caduta, quindi possiamo andare avanti, ecco. Quindi questi sicuramente sono i fattori di rischio maggiore e si conoscono dai dati anche proprio della letteratura internazionale. Però, come dicevo prima, abbiamo avuto casi di giovani sani, quindi
non era detto, non era scontato. Certo, diciamo che il rischio più elevato era in pazienti, in soggetti di un'età avanzata con comorbidità, ma anche i giovani potevano, seppur con un'incidenza molto minore, ma essere colpiti, certo. Cosa dicevano i pazienti, insomma, usciti poi dalla fase magari acuta? Che cosa vi dicevano? Perché sicuramente, insomma, è un'esperienza davvero difficile. Beh, sicuramente c'era la gratitudine, di chi è uscito, c'era la preoccupazione, perché l'uscita non è lo è tuttora, perché non dimentichiamo che c'è ancora chi cerca di uscirne, no? Non è stata una cosa veloce, non è una cosa veloce, quindi c'era sempre la preoccupazione di cosa succederà dopo, cosa mi resterà, quali ne uscirò completamente e tornerò come prima sostanzialmente, quindi sicuramente un misto, diciamo, di gratitudine, un misto di preoccupazione, un misto di speranza. I sentimenti e le emozioni credo fossero stati decisamente intensi, tanti, insomma, in queste persone. C'è la telefonata, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. A tutti, anche gli esperti. Una domanda un po'... Sì, lei da dove chiama? Da Venezia. Da Venezia. In provincia di Venezia. Buongiorno, mi ecco, dica pure. La mia domanda è un po' diretta e indiretta, per cui era molto semplice. Visto che adesso si sta facendo un protocollo negli ospedali per mantenere un'igiene, la mascherina da parte dei medici, che prima un po' c'era un po', come dire, era sottovalutata, perché se entrava qualcuno che aveva un morbillo o cosa, non c'era questa attenzione. Secondo me c'è un protocollo che va in direzione che venga estesa, ma tipo anche le scuole, tipo uno che va in bagno, fare in maniera che ci siano gli alunni che sono già, anche dopo il coronavirus, che si mantenga un certo tipo di comportamento in tutte le situazioni dove ci sia una cultura poi del nuovo affrontare anche l'igiene personale, in senso questo lei diceva, continuare insomma queste misure ovviamente non solo negli ambiti ospedalieri ma anche in altri ambiti? Sì, ma più che altro per dare un'educazione di base, per cui trovarsi sempre un igienizzante su un Abbiamo bagno problemi di scuola, audio, non so se riusciamo ad alzare. Pronto adesso? Pronto, mi sente? Adesso la sento, ecco, mi dica. Ecco, il mio discorso è che è previsto a livello regionale un protocollo per cui questa estensione di questa accortezza si possa anche allargare a sistemi di tipo nel bagno delle scuole, dove ci deve essere un protocollo di igiene, un igienizzante, in maniera che entri nella cultura e l'educazione delle persone sia a livello scolastico, a livello di locali, in maniera che ogni volta uno va in bagno ci sia un igienizzante, che ci sia una predisposizione del protocollo in maniera generale, anche perché secondo me questo si è perso nel tempo, sia nelle varie situazioni. Io ricordo una volta vai a visitare un malato, uno aveva il raffreddore, non è che si preoccupava, per cui non era tanto per il raffreddore il malato, ma quello che era in ospedale, per cui adesso ho capito che in ospedale c'è questa attenzione. Certo, lei dice appunto ovviamente insomma che questi protocolli vengono poi estesi insomma ovviamente anche in altri ambiti. Hanno affrontato questo tema gli esperti in direzione ampia anche per evitare le contingenze. Certo, che possa tornare una diffusione di questo virus. Ma non intanto tanto la ringrazio intanto. L'educazione. Certo, ovviamente. Okay. La ringrazio, ovviamente sì, c'è preoccupazione, si capisce da questa telefonata, insomma, preoccupazione che possa tornare una diffusione del Covid, cioè queste insomma, regole che sono state di protezione, che ora ci sono in ospedale, dice sarebbe giusto che venissero poi estese anche in altri ambiti, la scuola, o comunque tutti gli altri, in tutte le altre, dice anche giustamente una sorta insomma, anche di educazione, insomma, Ma io credo che l'osservazione del telespettatore sia assolutamente giustificata. Io credo che il Covid ci abbia un po' cambiato, non dico per sempre, ma sicuramente per i prossimi mesi a venire sicuramente.
Io posso rispondere per quello che è tutta la nostra realtà ospedaliera, ovviamente, per quello che è extra ambiente sanitari, ovviamente non sono io competente, ma credo che così come negli ospedali continueremo anche per i prossimi mesi, anche per la prossima fase, credo 4, a utilizzare i cosiddetti DPI, cioè i dispositivi di protezione individuali, che sono sicuramente la mascherina chirurgica e eventualmente i guanti o comunque i gel per sanificare le mani, che non mi stanco mai di dire è fondamentale, continua a essere fondamentale anche in questa fase, perché se siamo riusciti a gestire, a contenere la pandemia è grazie al lockdown e a tutto quello che è stato il distanziamento sociale e la protezione ovviamente individuale di ciascuno di noi. Io credo di sì, io credo che le abitudini vadano cambiate, poi non saremo certo noi sanitari, ma comunque a livello di regione, a livello di governo sicuramente saranno date delle indicazioni, ma credo che questo questa pandemia ci abbia assolutamente insegnato a utilizzare delle norme igieniche molto più frequentemente di prima. Credo che il popolo italiano sia noto per essere un popolo pulito, però sicuramente in questa pandemia ci ha dimostrato che non è mai sufficiente e dobbiamo sicuramente mettere in atto delle nuove procedure e delle nuove disposizioni, e quindi sicuramente va portata avanti questa abitudine delle mascherine, sicuramente. Sicuramente si capisce insomma che c'è la preoccupazione. Com'è che avete modificato dal giorno della pandemia adesso? Che cosa è cambiato negli ospedali? Tutto. È cambiato molto. È cambiato molto perché passata la prima fase così di paralisi, di attonimento, insomma, anche da un punto di vista organizzativo le cose si sono evolute e con velocità sempre maggiore. Se devo parlare della nostra esperienza, in questo momento noi ci stiamo preparando, diciamo, ad affrontare un futuro che non conosciamo, ma sulla quale personalmente siamo positivi, insomma, sono positivo, nel senso che qualunque cosa succeda non sarà più come prima, più come prima. Noi saremo preparati culturalmente, saremo preparati psicologicamente da un certo punto di vista, ma soprattutto saremo preparati perché avremo anche i mezzi, le conoscenze per far sì che le cose vadano in maniera diversa, cioè un blocco così non ci dovrà più essere sostanzialmente. Quindi dal punto di vista pratico, per esempio nella mia struttura, nell'ospedale di Montebelluna, sono state attrezzate delle stanze di isolamento che prima non esistevano, come se fosse una specie di malattia infettiva, per esempio. Abbiamo dislocato in maniera diversa i reparti, abbiamo posto in essere dei sistemi di monitoraggio che prima non esistevano, centralina, monitor e via dicendo. Quindi tutta la struttura è cambiata, ma non è cambiata solo nell'ospedale, è cambiata anche nel territorio, perché nel territorio sono state attivate delle strutture di assistenza, no? Le unità di assistenza territoriale e i medici di medicina generale, che credo abbiano vissuto come noi una fase di sgomento notevole, adesso sanno bene cosa fare, come noi adesso abbiamo imparato un pochino cosa fare, e quindi ci stiamo preparando a un qualcosa che non sappiamo se verrà, ma non sarà più come prima, se dovesse anche succedere qualcosa. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Piva Antonia. Io volevo chiedere, intanto volevo esporre il mio problema. Allora, io sono diabetica e cardiopatica. Abbiamo un problema di audio, mi scusi, non so, chiedo alla regia se è possibile alzare l'audio perché sennò non si sentono le chiamate. Allora, io fra poco faccio 70 anni, sono diabetica e cardiopatica. Prendo farmaci, non faccio insulina. Allora, io purtroppo la mia famiglia, non io perché vivo da sola, che sono vedova, la famiglia il mio è stato infettato nell'ambiente di lavoro ed ha avuto il Covid positivo. Adesso sta bene perché è giovane, anche mia figlia che è sposata con lui e anche il bimbo. Però io sono stata a contatto con loro perché tenevo anche il bimbo. Fortunatamente non mi sono ammalata, adesso non so se il vaccino anti-influenzale che mi ero fatta mi ha un po' protetto e via dicendo. La mia domanda è: se per settembre e ottobre, che comunque oltre a quel bimbo dovrò tenere anche gli altri bimbi di mio figlio,
occasionalmente, ma li dovrò vedere più volte alla settimana per ragioni di subentrare, essendo che i figli lavorano e vanno a scuola. Quante paure posso avere io? Il vaccino che mi farò per l'antinfluenzale può essere abbastanza sufficiente per non farmi ammalare. Cioè lei quindi la sua domanda è se il vaccino influenzale, mi scusi, se il vaccino influenzale può in qualche maniera coprire un'eventuale diffusione di nuovo del Covid, era questa la domanda? La domanda è questa, però ce n'è anche un'altra. Sì. Io posso chiedere al mio medico di farmi fare il prelievo per vedere se per caso mi sono infettata e non mi sono ammalata, per sapere se ho degli anticorpi. Anche questo posso pretendere dal mio medico che mi faccia fare l'iter per fare il prelievo? La ringrazio, facciamo rispondere a lei. Dunque l'antinfluenzale, questa è una domanda che ci pongono anche molti cittadini, cioè l'antinfluenzale copre, può in qualche maniera, non dico magari coprire totalmente o però insomma in qualche maniera garantire qualche... L'antinfluenzale è l'antinfluenzale, quindi non è di sicuro un vaccino che ci protegge dal Covid, per quello che possiamo sapere al momento attuale, però sarà estremamente importante perché se noi riusciamo a ridurre il numero di persone che durante la stagione invernale avrà sintomi respiratori, avremo avuto già un grande risultato, perché uno dei problemi che temiamo di più è proprio il fatto che la gente impaurita, tutti noi impauriti diciamo dall'esperienza, appena abbiamo un sintomo respiratorio, cosa che durante la stagione invernale è estremamente comune, ci si precipita o al pronto soccorso o dal medico o in ospedale con le giuste preoccupazioni. Insomma. Ecco, quindi se noi riusciamo attraverso il vaccino antinfluenzale a ridurre la frequenza di sintomi respiratori nella popolazione generale, nella gente, avremo già un grande risultato, perché ridurremo la probabilità di intasare pronti soccorsi, intasare il lavoro dei medici di medicina generale soprattutto. Questo sarà forse il risultato maggiore del vaccino antinfluenzale quest'anno. Ecco, l'altra domanda che chiedeva la nostra telespettatrice era: io posso, diceva, pretendere dal medico di poter effettuare probabilmente, suppongo, il tampone o un test per verificare insomma se ho o meno gli anticorpi? Ma allora, pretendere è una parola forse un po' tra virgolette esagerata. Diciamo che c'è un grosso dibattito su questo, perché ancora non si sa se anche chi ha avuto la infezione da Covid-19 se si sviluppa un'immunità che è permanente, no? Quindi questo è ancora molto dibattuto a livello di letteratura. Per cui sì, sicuramente c'è una buona, forse la maggior parte dei pazienti che ha avuto l'infezione ha poi nel tempo una positività alle IgG, che sono le immunoglobuline della memoria, no? Quindi non sono quelle della fase acuta, ma sono quelle poi della fase cronica, ma non sappiamo per quanto tempo questa immunità, intanto se la sviluppano tutti e per quanto tempo persista. Quindi fare un prelievo, pretenderlo, insomma, credo che sia da decidere da caso a caso, ecco, quindi non credo che sia una buona indicazione dire a tutti di fare il prelievo perché così so se ho fatto il Covid, cioè no, non è così che vanno fatte le cose. Credo che sia da decidere col medico di medicina generale e in caso con lo specialista se è indicato farlo, ecco, tenendo presente che avere le IgG in quel momento non è una garanzia per poi avere un'immunità permanente. Questo è un po' quello che posso rispondere. Insomma, da queste telefonate insomma, si può comprendere insomma, che la preoccupazione che in autunno, e come aveva detto qualche virologo, insomma, in autunno possa tornare il Covid è davvero alta. Insomma. Volevo anche aggiungere un'altra cosa, mi riallaccio a quello che diceva prima il dottor Drigo. Teniamo presente che non c'è solo il Covid che fa le polmoniti gravi e le polmoniti interstiziali. Per l'influenza, questo non si sa, ma comunque sì, si sa, ma forse non è noto a tutta la popolazione. Ci sono ogni anno molti pazienti deceduti per complicanze da polmoniti da virus influenzale.
quindi non è da sottovalutare. Certo, poi magari poi affronteremo anche questo discorso delle polmoniti, perché insomma la gente faceva chiamate. Io ho visto per un attimo in onda Ilaria Marchiori che si trova all'unità di crisi di Marghera, e chiedo alla regia se è possibile collegarci. Eccola qui, Ilaria, a te la linea. Sì, eccoci qui Daniela. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Si è conclusa da pochissimo la conferenza stampa del governatore Zaia, che oggi era in compagnia dell'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Giuseppe Panna, perché è stato presentato il piano di rilancio proprio del settore. Io inizierei subito proprio da questo, perché l'assessore ha annunciato che ci si muoverà prendendo in riferimento 3 pilastri. Il primo, che è un fondo di garanzia con 20 milioni di euro, il secondo, che è un fondo di rotazione con 14,5 milioni di euro, e il terzo invece, che è quello più consistente, quello con contributi a fondo perduto per un totale di 131 milioni di euro. Ed è proprio in questo terzo punto l'essenzialità dell'intervento totale, perché innanzitutto la totalità di questi interventi arriverà a circa 170 milioni di euro, ma soprattutto perché ha detto l'assessore, ora ci si concentrerà soprattutto su quei settori delle filiere che sono state più colpite. Naturalmente, dice, non possiamo dare aiuti così a pioggia e non possiamo in questo momento aiutare tutti coloro che sono stati colpiti, per cui inizialmente in questa prima fase ci si concentrerà appunto su quelle che sono le filiere più colpite, ovvero la pesca con 4 mesi di fermo, come sappiamo, e poi il settore delle fattorie didattiche, degli agriturismi e tutte quelle aziende che hanno i prodotti, cosiddetti prodotti di qualità, e che sono state pesantemente colpite con perdite economiche davvero rilevanti. E quindi proprio su questo frangente si punterà per dare gli aiuti. Una cosa importantissima l'ha detta anche per quanto riguarda la zona di Vo, perché sono 164, lo ricordiamo, le attività che sono state colpite, e sono state colpite da subito, dal momento in cui Vo è stata dichiarata zona rossa e quindi chiusa così tutte le attività. Ce lo ricordiamo, sono passati ormai 116 giorni, ha ricordato il presidente Zaia, e dunque tantissimo tempo, e proprio per questo hanno pensato e deciso di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda gli aiuti da dare agli imprenditori della zona di Vo, della comunità di Vo, che sono stati colpiti in questi mesi e che hanno avuto delle perdite consistenti. Dunque questo in sintesi il piano lanciato dall'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Giuseppe Panna. Per quanto riguarda invece i punti toccati dal governatore Zaia, ci stavamo aspettando novità per quanto riguarda il mondo della scuola, però il Presidente ha detto: noi le linee guida le abbiamo, sono pronte, io ve lo posso confermare perché le abbiamo viste proprio in mano al Presidente, quindi le linee guida ci sono, però si stanno attendendo degli aggiustamenti, così li ha definiti il Presidente, da parte del Governo. Su cosa si sta discutendo? Una delle argomentazioni principali è proprio l'utilizzo della mascherina. Lo stesso Presidente ha detto: io farei usare la mascherina solamente per gli spostamenti, perché è abbastanza inconcepibile costringere dei ragazzi e ancora di più dei bambini ad utilizzare per 5 ore la mascherina, anche perché in un'aula e con il distanziamento tra i banchi la distanza, scusate la ripetizione, c'è, e per cui non si vede la necessità di far utilizzare per così tanto tempo la mascherina, che poi può creare delle altre conseguenze, svenimenti, ossia è tutto quello che già sappiamo con un utilizzo troppo prolungato della mascherina. E così ha detto che farebbe anche per i docenti, per cui anche per loro non la farebbe utilizzare così a lungo. Ha portato l'esempio dell'incontro che può avvenire fuori dalla scuola, non so, in un ristorante, l'alunno che incontra il docente, il bambino che incontra la propria maestra, dice lì una volta adottato il distanziamento non è necessario utilizzare la mascherina, e quindi secondo il governatore così bisognerebbe fare anche a scuola, e sappiamo che è una posizione sposata
provata da tantissime persone, anche da tantissime famiglie, perché anche nei nostri servizi, nelle nostre interviste, li abbiamo sentiti più e più volte dire che per tanti era inconcepibile far utilizzare, soprattutto ai bambini, soprattutto i più piccoli, la mascherina per così tante ore, mentre negli spostamenti è il caso invece di utilizzarla. E poi ancora ha voluto ringraziare, oggi l'abbiamo detto, 116 giorni, ha voluto ringraziare tutti i giornalisti, la stampa che in tutti questi giorni è sempre stata a suo fianco riportando le notizie anche nei momenti clou, nei momenti iniziali, nei momenti in cui si è avuto più paura, tutti eravamo insomma preoccupati per quanto stava accadendo, eppure nessuno si è tirato indietro proprio per poter dare anche il nostro contributo a chi non poteva uscire, e riportando tutte le notizie che lo stesso Presidente comunicava di giorno in giorno. Ecco, questi punti fondamentali. L'ultimo solo, Daniela, ha voluto far presente una cosa in apertura di conferenza. Il Presidente ha detto: nel modello matematico, il famoso modello ideato dall'assessore alla protezione civile Bottacin, quello che in tutti questi mesi ha dato sempre le linee su quello che poteva accadere, su quello che stava accadendo, da quando sono stati aperti i bar, i ristoranti, queste attività, ovvero dal 18 maggio, c'è sempre un calo, c'è la curva va insomma sempre verso il basso, però con una pendenza meno rigida, ovvero, ve lo faccio capire proprio manualmente, invece di fare così, fa così, il che significa che c'è un po' più di movimento, un po' più di diffusione del virus, proprio perché hanno riaperto tutte le attività. Il calo c'è, quindi questo è importante, però come il virus continua ad esserci, e quindi è importantissimo, è fondamentale continuare ad adottare tutte le norme di sicurezza, la mascherina, l'igienizzazione delle mani, poi l'igienizzazione dei locali, tutte le norme che insomma già conosciamo da tanto tempo e che non bisogna dimenticare ancora per parecchio tempo. Questi i punti fondamentali della conferenza stampa di oggi. Se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie, buon lavoro. Ha parlato anche del calcolo matematico, ma abbiamo anche il bollettino che è arrivato, il bollettino regionale di oggi. Prima della telefonata sono 4 i casi in più rispetto scusate, a ieri sera. Quindi 718 attualmente nel Veneto i casi positivi, 796 ancora le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri sono 268 ricoveri in ospedale, 12 in terapia intensiva, nessun decesso rispetto a ieri sera. Questi dunque i dati di oggi. C'è una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, noi la sentiamo, lei ci sente? Sì, la sento. Perfetto, da dove chiama? Io chiamo da Casale sul Sile. Luigi. Buongiorno. Dica pure. Ecco, io volevo chiedere, siccome io sono diciamo così, un settantenne già da un po' di tempo, sì. E ho paura. Sento parlare di forse future fasi di recrudescenza di questo virus. Sì. Non sento però sulle varie conferenze stampa del nostro Presidente Zaia o nelle conferenze stampa in genere che si parli molto rispetto a quello che è successo, diciamo così, sulla prima fase. Parlare della medicina sul territorio, che si diceva doveva essere più estesa rispetto, specialmente rispetto alla Lombardia, ma anche in parte qua nel Veneto. E avevo sentito parlare di delle apposite equip scout, adesso non so come si chiamino, che avrebbero agito sul territorio, divise per distretti. Si faceva 50-60 mila abitanti, in modo che se veniva individuato un futuro focolaio, un futuro diciamo così infetto, queste in collegamento con i medici di base intervenivano
localmente, cioè a domicilio. Volevo sapere se per la terza, quarta fase questa roba è in funzione. La non ringrazio. so se sono stato chiaro. Sì, è stato chiarissimo. La ringrazio, adesso magari rispondiamo con gli specialisti che abbiamo qui. Grazie. Sì, assolutamente, domanda molto pertinente. Sono state organizzate queste unità, le cosiddette USCA, sono state organizzate un po' in tutti i distretti e quindi sono assolutamente attive. Adesso ovviamente, essendo praticamente terminata la pandemia, non sono, per quanto mi riguarda, non sono a conoscenza che ci siano casi che siano stati indirizzati recentemente alle USCA, ma una delle, ovviamente delle priorità dei direttori generali, quindi non solo del nostro ma proprio a livello di tutta la regione, è proprio stata questa, cioè l'organizzazione di queste unità sul territorio. E sono state organizzate, ce ne sono almeno 2 a Treviso, Montebelluna. Attivate sono attive. Tuttora attive. Sono attive, certo. E sono state impiegate, in questo momento sono impiegate in altri ruoli, per fortuna, quindi vorrei rassicurare anche le USCA in questo momento non ricevono chiamate da pazienti, sostanzialmente questa ovviamente è ottima cosa, e quindi sono state impiegate in formazione, in tamponi, in tutta una serie di altre attività altamente utili, e comunque è una struttura che ci permetterà di essere preparati nel futuro. Il problema delle USCA è stato anche semplicemente reclutare il personale. Voi sapete, conoscete tutti le difficoltà nel reclutare medici in generale, no? Quindi in 448 mettere insieme queste strutture non è stata una cosa facile, ma ci sono perfettamente operative, sono attrezzate, hanno tutto quello che serve. Nel momento in cui dovesse esserci un primo segnale di ripresa, sapremo affrontarlo anche da questo punto di vista nel migliore dei modi. C'è un attimo di pubblicità, quindi la pubblicità, poi torniamo in studio. Ok. Rieccoci nuovamente in studio, potete vedere i miei ospiti, abbiamo avuto un cambio, vi presento il dottor Paolo Lucernoni che è direttore dell'UOC Pneumologia, ospedale di Vittorio Veneto. Buongiorno e ben arrivato. Grazie, buongiorno. Buongiorno, dunque stavamo parlando prima delle telefonate di queste polmoniti. La gente si domanda, ma insomma, che polmoniti erano? Non è che tutte le polmoniti poi finiscono come insomma quelle causate dal Covid? Allora, diciamo che la polmonite tipica da Covid è una polmonite cosiddetta interstiziale, cioè è un infiltrato, diciamo, flogistico infiammatorio che si insinua nell'interstizio, nella trama del polmone, che intanto è, diciamo, la forma un po' tipica di tutte le polmoniti virali, quindi non solamente della polmonite da Covid, ma ad esempio le polmoniti da influenza virus, per esempio, solitamente danno lo stesso aspetto. Sono molti virus a dare questo tipo di polmonite, la cosiddetta appunto polmonite interstiziale, che si contraddistingue dalle cosiddette polmonite lobari, che sono invece delle polmoniti in cui proprio c'è si forma un vero e proprio consolidamento, quello che si chiama normalmente focolaio, comunemente appunto viene definito come focolaio, che invece ha un aspetto compatto e può per esempio coinvolgere parte di un lobo, anche tutto un lobo polmonare o anche più di un lobo polmonare. Quindi diciamo che radiologicamente si distinguono molto bene, quindi sia all'RX torace che tanto più alla TAC del torace, alta risoluzione o TAC con contrasto, insomma per le polmoniti interstiziali è meglio la TAC ad alta risoluzione. Quindi è un tipo di polmonite abbastanza tipico. Poi abbiamo avuto quadri anche un po' più atipici, pur essendo polmoniti Covid, quindi non è detto che il Covid per forza debba dare la polmonite interstiziale, diciamo che nell'80-90% dei casi sì, ma ci sono stati casi in cui invece c'erano magari qualche piccolo consolidamento, qualche piccolo focolaio, sempre bilaterali, ecco, è sempre un processo di tipo bilaterale, quindi che coinvolge entrambi i polmoni, destra e di sinistra, e a volte anche, seppur più raramente, con un versamento pleurico, una cosiddetta pleurite. Sì. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo chiedere un'informazione. Sì. Lei sta chiamando da Padova. Sì, buongiorno. Ecco, ho la badante che viene a fare assistenza alla mamma e poi il weekend torna a casa. Sì. Com'è che si deve adoperare la mascherina quando è qui dalla mamma oppure no?
Cioè se deve adoperare la mascherina quando è con la mamma, visto che poi va a casa e quindi dice c'è una possibilità di contagio, giusto? Sì, non so come sono le regole. Cioè. È difficile rispondere a questa domanda e non ci sono regole stabilite, almeno a quanto mi consta. Si potrebbero sentire degli igienisti per questo, però il buonsenso suggerisce che se la badante è sana, che ha fatto il controllo del tampone almeno qualche settimana prima e non ha sintomi, può stare anche senza mascherina. Penso sia molto difficile fare assistenza per 24 ore a una persona con la mascherina. Certo, il buonsenso ovviamente è diciamo che è la cosa più importante. Ovviamente non si può obbligare una persona 24 ore, come diceva lei giustamente, a portare la mascherina, però insomma se una persona o se questa persona è stata magari a contatto o ha qualche dubbio, ovviamente... Forse visto che se ci sono dei dubbi, certamente è meglio allora chiederle, però allora è bene che venga vista dal medico che come residente in Italia è certamente un medico di famiglia. Abbiamo parlato prima di come hanno affrontato questa situazione proprio nella fase acuta. Lì a Vittorio Veneto com'è andata? A Vittorio Veneto è stato definito da subito ospedale Covid, cioè è stato scelto tra gli ospedali pubblici dell'ULSS numero 2 per ricoverare selettivamente questi malati. Quindi per noi, operatori di questo ospedale, è stata una rivoluzione. Abbiamo avuto dei cambiamenti epocali perché tutti i reparti praticamente hanno chiuso, eccetto i reparti internistici e il nostro in particolare, la nostra pneumologia, che è diventata terapia semi-intensiva e quindi delegata ad accogliere i pazienti più gravi dal punto di vista respiratorio. I colleghi delle altre divisioni hanno fornito un utile supporto a noi di giorno e di notte e le cose hanno tutto sommato funzionato. Tenete conto anche che è stata aperta una terapia intensiva che usualmente non è attiva nel nostro ospedale e i colleghi anestesisti hanno coperto i turni in questa terapia intensiva. Cioè essere un centro Covid con un virus che ancora non si conosceva, forse ancora tuttora non si conosce del tutto, che cosa voleva dire? Beh, è stata un'esperienza importante da un lato, utile da un altro, nuova per tanti versi. Questa malattia non la conosceva e non la conosce nessuno, perché tuttora noi stiamo cercando di capire quali possono essere gli esiti della malattia nei soggetti guariti e bisognerà distinguere anche tra i guariti senza esiti evidenti e i guariti invece con per esempio cicatrici radiologiche. L'essere trasformati in ospedale Covid per noi è stata una sfida a cui devo dire che tutto il personale ha risposto in maniera superlativa, a cominciare dalle infermieri, gli operatori sociosanitari e tutti i medici. Abbiamo avuto pochissimi contagi interni e anche questo è segno di un certo tipo di qualità di lavoro e abbiamo accolto centinaia di malati in questi mesi. Adesso lentamente stiamo tornando a una normalità di lavoro. Ecco, si parla appunto di una normalità, si potrà tornare veramente ad una normalità, si parla forse in autunno di un ritorno, Allora, è evidente che questa malattia, la pandemia da Covid-19, ha cambiato il mondo e in modo particolare ha cambiato il mondo della sanità e probabilmente nulla tornerà come prima, almeno non in un certo periodo, in un certo arco temporale. Può darsi che se la vaccinazione dovesse avere successo, questo potrebbe contribuire a rendere questa malattia superabile facilmente in tutti i casi o addirittura a cancellarla del tutto. Però questo è di là da venire. Tutti noi ci auguriamo che una vaccinazione utile ed efficace sia presto proposta per noi e per tutta la popolazione naturalmente. Al momento questo è ancora una speranza, quindi il cambiamento che questa malattia ha indotto si sente ancora pesantemente in termini di condizionamento di ciò che dobbiamo fare sui malati, sui nostri malati respiratori in particolare, che sono per definizione
sospetti di Covid una volta che vengono alla nostra osservazione, e su come soprattutto dobbiamo organizzare il lavoro, la quotidianità del nostro lavoro. Non dobbiamo infatti dimenticare che questa malattia non ha cancellato le altre, ma le altre malattie ci sono e i malati hanno sempre bisogno della nostra opera ed assistenza. Ecco, il governatore Zaia ha ripetuto più volte, lo ha detto anche ieri, insomma noi siamo pronti qualora ci fosse di nuovo proprio una diffusione di questo virus, noi siamo pronti anche con l'artiglieria pesante, non siamo impreparati, diciamo, come prima, nessuno poi si aspettava una cosa del genere. Certo, assolutamente. No, come si diceva prima, adesso se dovesse arrivare una seconda ondata, cosa che tutti ovviamente auspichiamo di no, ma ovviamente siamo molto più preparati, perché abbiamo già avuto il modello che abbiamo utilizzato nei mesi di marzo ed aprile, quindi abbiamo il numero di posti letto ovviamente che in brevissimo tempo si recuperano e si ripristinano. La nostra unità operativa per esempio rimarrà molto probabilmente con l'intero numero dei posti letto, sarà molto più agile il reclutamento di personale medico e infermieristico da altre unità operative, esattamente come abbiamo fatto durante la pandemia. Partiamo da una situazione in cui abbiamo già tutti i vari presidi, quindi ventilatori, erogatori di ossigeno ad alto flusso e tutti i dispositivi di protezione individuale. Ecco, faccio presente, voglio sottolineare che durante la fase di pandemia, non è una banalità, si dà per scontato ma non è banale, tutti noi abbiamo sempre avuto tutti i dispositivi di protezione individuale a disposizione, perché ovviamente questo è fondamentale proprio per il personale sanitario a evitare il contagio. Per esempio nella nostra unità operativa nessuno del personale medico e paramedico, nessuno è stato infettato, quindi questo significa che i dispositivi ha un significato funzionano importante questo, esatto. E ovviamente contengono ed evitano i contagi. Quindi si parte, come si diceva, da una situazione molto più favorevole rispetto alla prima fase, quindi siamo già in guerra, se dovesse capitare, speriamo di no. Ecco, la notizia importante che è sempre stata diffusa è che appunto il basso numero di medici contagiati era un significato importante, perché quindi dispositivi tipo la mascherina vuol dire che avevano il loro, insomma... Sì, e soprattutto che tutto il personale medico e non medico si è comportato correttamente, certo, pur garantendo la migliore assistenza possibile ai malati. E questo è segno di maturità professionale e umana, direi, e va a merito di tutti. Certo, c'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, Basso Silvia. Sta chiamando da dove? Da vicino Conegliano Veneto. Buongiorno, dica pure. Io faccio una domanda veloce. Sì. Io sono nata prima della guerra, mi sono fatta la guerra e è passato di tutti questi anni, di tutte le malattie esantematiche mi sono presa solo l'asiatica, perché ho più di 80 anni. Sì. Non ho una salute di ferro. Volevo chiedere questo. Sì. Mia figlia dormiva con me perché mi ero appena operata il cuore a gennaio, che non era riconosciuta questa malattia. Sì. Poi ha detto mamma è meglio che vada a casa perché un po' di febbre. Conclusione, si sveglia l'indomani notte con febbrone a 40, non respirava più, difatti portata all'ospedale, le hanno trovato la polmonite, poi l'hanno curato per 3 settimane, vi dicendo, sì, siccome lei insegna dalle suore, 2 suore come lei, per cui a me non lo toglie dalla testa nessuno che lei abbia avuto il cone, questa malattia, sì, perché ha avuto tutti i sintomi a gennaio, ma il problema non è questo, è che io ho sempre dormito con lei fin tanto che non l'hanno portata a casa anche la notte che avevo 40 di febbre e sono passata indenne e ringrazio Dio, per cui è possibile che io abbia degli anticorpi? Ha sentito un po' la domanda, nel senso... Sì, ho sentito la domanda. Allora, intanto cosa posso dire alla signora? Posso dire che non sappiamo quello che ha avuto la figlia, quindi non sappiamo se
questa febbre così elevata, non ho capito se aveva fatto una radiografia del torace, comunque non sappiamo se ha avuto una polmonite. Mi pareva di aver capito. E non escludo, cioè non si può dire a priori che la figlia non ha avuto una polmonite da Covid e non si può dire che non l'ha avuta. Ecco, mi sembra di capire questo, che non ci siano gli elementi per dire, quindi rimane il dubbio. Il fatto che lei sia stata a contatto, beh, intanto la buona cosa è che la signora non è stata, mi sembra di aver capito, particolarmente male. Il fatto di avere o meno gli anticorpi si collega un pochettino alla risposta che abbiamo dato prima all'altro telespettatore, cioè che sapere ora se si può fare il test, ma io non lo suggerirei, non lo raccomanderei in questo caso, nel senso che se entrambe state bene, il fatto di sapere di avere o meno le IgG per quanto riguarda il Covid-19, sì, che cosa ci aggiunge? Cioè, se sono positive ci aggiunge di sapere che è stata una polmonite da Covid, o comunque un'infezione, scusate, da Covid, ma che comunque è guarita. E se sono negative non ci esclude che l'abbia comunque avuta, perché poi sappiamo, come dicevamo prima, che l'immunità non sappiamo per quanto tempo persista e se ci sia in tutti i pazienti che hanno avuto un'infezione. Per cui io direi, tranquillizzerei la signora dicendo che in ogni caso non escludiamo che possa essere stata un'infezione da Covid per entrambe, perché certo la pandemia è esplosa da noi a fine febbraio, ma probabilmente qualche caso c'era già prima, però nello stesso tempo sono guarite entrambi, quindi direi di stare assolutamente tranquille. Ci fermiamo un attimo, c'è di nuovo la pubblicità, poi di nuovo in studio. Siamo tornati in studio, siamo quasi in chiusura. Vorrei fare un'ultima domanda anche al dottor Lucernoni. Si arriverà all'influenza, questo sicuramente a ottobre, e adesso la preoccupazione è questa, cioè che molte persone ai primi colpi di tosse possano recarsi o in ospedale o dal proprio medico con la paura che sia Covid. Per certi versi questo sarà inevitabile. Tutte le virosi respiratorie insistono nella stagione autunno-invernale e il Covid è una virosi respiratoria. Quindi inevitabilmente al ritorno dei sintomi la gente andrà incontro a un certo tipo di allarme. Sarà compito nostro cercare di sedare questo allarme. Praticamente che cosa possiamo fare? Va raccomandato innanzitutto di consultare il proprio medico in primis di fronte a sintomi che siano di un certo rilievo, e va soprattutto raccomandata alle fasce di età più anziane, ma questa volta direi non solo, la vaccinazione antinfluenzale. Abbiamo questa potente arma che ci evita la principale delle malattie respiratorie, Covid esclusa, e questa volta veramente dobbiamo usarla. Tra l'altro probabilmente avremo anche un vaccino anti-Covid a fine anno e anche questo deve trovare assolutamente l'accoglienza della popolazione. Ci sarà una decisione politica al riguardo, perché questa malattia ha causato tali danni economici al nostro Paese che le autorità politiche potranno prendere in considerazione l'obbligatorietà di una vaccinazione anti-Covid, almeno per alcune fasce di età. Certamente noi operatori sanitari saremo i primi a dare il buon esempio, vaccinandoci. E quindi non ci sono modi precisi di rispondere alla sua domanda, dovremo aspettare le settimane, i mesi che ci separano dall'autunno, augurarci che qualora dovesse esserci una riaccensione di Covid-19 la malattia sia, come si sta dimostrando adesso, molto più lieve. Ecco, un'ultima domanda prima di chiudere. Qualcuno dice: ma si potranno fare 2 vaccinazioni? Cioè, se dovesse arrivare il vaccino per il Covid e il vaccino antinfluenzale, si potranno fare entrambi o uno? Sì. No, io credo che non ci siano assolutamente conflittualità, anzi ovviamente basta farli in 2 tempi separati, ma comunque sicuramente emergeranno delle indicazioni in questo senso. Sicuramente un vaccino non esclude l'altro, sono entrambi 2 vaccini contro un agente virale, e quindi ovviamente da fare per quanto riguarda, come tutti i vaccini, buona norma farli quando si sta bene, quindi in piena salute, e se ci auspichiamo tutti sarà disponibile un vaccino anti-Covid, basterà farlo in 2 tempi separati, in 2 tempi distinti. Ringrazio davvero i miei ospiti per aver accettato il nostro invito, per aver spiegato. Poi loro sono stati veramente i protagonisti di questa emergenza a combattere questo
questo virus che poco si conosceva e forse ancora poco si conosce, sperando ovviamente che non ci sia più una diffusione come purtroppo alcuni pensano, ma soprattutto insomma il consiglio degli specialisti è di fare il vaccino antinfluenzale per comunque scongiurare altre malattie respiratorie che sono altrettanto gravi e che è una malattia insomma stagionale. Termina qui questa edizione straordinaria, vi do appuntamento alla prossima edizione alle 17:30, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.